gennaio alle 21 su Antenna 3 Mercy the Musical, un gancio dal cielo, uno spettacolo ispirato alle parole di Papa Francesco per riflettere sui valori della misericordia, dell'ascolto e della vicinanza. Tra musica, teatro e spiritualità, un messaggio di speranza e solidarietà. Su Antenna 3 il 6 gennaio alle 21. E questa sera invece dal vivo al Teatro di Naorsi di Conegliano alle ore 18 andrà in onda questo bellissimo musical fatto da ragazzi sulle parole, come avete sentito, di Papa Francesco, parole importanti. Il futuro è nelle mani di questi ragazzi che dovranno crescere con dei valori importanti per la comunità. Un gancio dal cielo lo chiederò ai miei ospiti che ho presenti questa mattina. Ringrazio e saluto veramente il dottor Francesco Giovinazzo, direttore area chirurgica San Camillo di Treviso. Grazie dottor Giovinazzo di essere qui con noi. Saluto e ringrazio anche Davide Acampora, consigliere sia comunale che provinciale Fratelli d'Italia, si occupa di cultura e turismo e non solo. E saluto anche il professor Gianfranco Serra, tributarista. Grazie anche a lei, professor Serra, che felice che sono di averla ospite, professore, così ci darà dei numeri veri, non falsi, perché sentiamo tanti di quei numeri che veramente siamo altro che un gancio dal cielo. Ci vorrà qualcosa di più del gancio dal cielo per rimanere attaccati veramente a un'economia che... Io ieri ho fatto una passeggiata e parto proprio subito col professor Serra, anche per i centri commerciali non vengono a raccontarmi che veramente le persone spendono con dei numeri importanti. Io vedevo tanta gente, è vero, ma pochissime borse, negozi non super affollati, direi quasi veramente poco, ma soprattutto, professor Serra, io ho un banco solidale, anche mercoledì eravamo aperti, saremo aperti anche questo mercoledì e vedo veramente le famiglie che lavorano e che non riescono più a farcela, non c'è niente da fare. Soprattutto ancora tante perdite di lavoro, industrie che chiudono nel silenzio più totale. Ecco, dal suo osservatorio importante, professor Serra, cosa vede? Sì, i centri commerciali ormai sono diventati la Gardaland dei grandi, quindi quando c'è un centro commerciale tutti si riversano nel centro commerciale in ricerca dell'affare o dello pseudo-affare. Poi, come giustamente ha detto lei, le borsine, guardando le borse in giro, non sono tantissime. Si cerca l'affare e si aspetta il giorno dei saldi sperando di comprare quel maglioncino che non si era riusciti a comprare per i regali di Natale. Tutto lì. Che ci sia crisi non c'è dubbio. Professor Serra, ma non è che siano cambiati anche i costumi, gli usi nel 2025? Guardi, io ho un banco solidale e devo rifiutarmi, e come me veramente tantissime associazioni, compresa anche la Carta, perciò nomi importanti, di ricevere abbigliamento, di tutto, perché siamo strapieni. E le posso assicurare che non arrivano roba usata da buttare, ma arriva della bella roba, delle volte veramente delle cose nuovissime neppure messe. Non è che forse adesso ci siamo orientati più sul cibo, sul mangiare, chi può sulla vacanza corta, e l'abbigliamento in generale sta perdendo punti, anche l'abbigliamento di lusso, cioè c'è un orientamento diverso anche tramite online. Cosa dice professor Serra? Guardi, il grande lusso che sia in crisi, su quello non c'è dubbio, come è in crisi i grandi ristoranti superstellati. Quello che oggi è preoccupante è che si sta tornando, a causa della pubblicità dei media, all'acquisto non del bene primario, quindi del cibo, o del bene secondario che può essere l'abbigliamento, ma sulle stupidaggini. Se lei ci pensa che dal governo è stata introdotta questa tassa dei 2 euro per i pacchi superiori ai 150 euro che arrivano in genere fuori dalla UE, quindi si parla di piattaforme cinesi dove negli ultimi 2 anni hanno avuto un successo pazzesco, ma vendendo stupidaggini, cioè la candela che si accende e si spegne da sola, la lampadario che cambia colore, cioè delle cose che non servono a nulla, costano poco, però la somma a fine mese del tanto e del poco non si rende conto che ha speso i 100 euro in comprare cose che non servono assolutamente nulla.
però me lo dice Instagram, me lo dice TikTok, che è la cosa più bella di questo mondo, e io lo vado a comprare. E questo purtroppo non solo nei ragazzi, ma anche persone di 40 anni. Non è che in questo modo, professor Serra, anche in una stupidaggine come dice lei che non serve, la gente cerca di staccare la spina, ecco, ad esempio col biglietto anche gratta e vinci. Pensi, professor Serra, che ho avuto un politico che mi ha rimproverato perché una persona che viene, una signora che veniva al banco, che viene al banco solidale, l'ha trovata in tabaccheria che prendeva un gratta e vinci, quello che costava meno, e lui ha detto: ma tu dai la borsa a questa signora che trovo in tabaccheria a prendere il gratta e vinci? E io gli ho risposto: ma proprio tu vieni a dirmelo, ma ti sei guardato allo specchio al mattino prima di dirmi questa cosa? Cioè tu parli, cioè voi parlate con quei soldi che prendete. Ecco, questa persona fa le pulizie, professor Serra, e io quando gliel'ho detto, perché gliel'ho detto, guarda che Mirella è l'unica volta che riesco qualche volta a sentirmi come gli altri, a non essere, ecco, e sperare sempre che arrivi qualcosa, anche perché la pubblicità mi sembra che galoppi su questi gratta e vinci. Basta vedere cosa vediamo quando passiamo davanti alle tabaccherie, cioè veramente c'è qualcuno che con le fragilità accelera a 360 all'ora, o sbaglio, professor Serra? Sì, è giusto, poi del resto, ripeto, spendere 1 euro, 3 euro, 5 euro per un gratta e vinci e sognare di cambiare la vita, ma anche solo di fare una vincita, non c'è nulla di male, ripeto, non ci mancherebbe altro. Da lì che diventi una patologia ne corre dell'acqua, ecco. Non è che se uno non va al banco solidale e camminando per la strada vede un gelato, non lo compra perché non si posso prendere quei 5 minuti di sole. Grazie professor Serra, no, perché è importante anche capire da chi viene fatta la predica, capisce professor Serra? Siccome io dico tutto quello che vedo e sento, perché dico la verità, non è che devo aver paura di dire la verità, dico anche quello che dice qualche politico, se stesse zitto sarebbe meglio. Allora invece chiedo, ringrazio il professor Francesco Giovinazzo, direttore area chirurgica San Camillo Treviso, ecco il problema della salute, ecco della sanità, ecco lei ha girato non solo l'Italia ma anche l'Europa, direi. Ecco, cosa vede, cos'è quello che la preoccupa di più, professore? Ma io penso che quello che ci deve preoccupare innanzitutto è la sostenibilità del sistema sanitario. Cioè noi viviamo un momento molto particolare dove giustamente i soldi sono pochi per tutto, e quindi dobbiamo trovare delle soluzioni che possano rendere questo sistema sanitario sostenibile e soprattutto accessibile a tutti, perché purtroppo per tutta una questione di risorse ci sono persone, questi sono dati ufficiali, che ormai rinunciano a curarsi. Rinunciano a curarsi perché ci sono lunghe liste d'attesa, perché c'è poca, diciamo, informazione o orientamento, no? Quindi non sanno dove andare, come comportarsi, e c'è una mancanza anche di risorse strutturali. Pensiamo per le crisi del numero dei medici, di infermieri, di operatori sanitari, quindi c'è un grosso problema di sanità. C'è un problema anche, diciamo, di investimenti, quindi gli investimenti sono pochi. Dove si investe nel pubblico, si investe nel privato. Per esempio, come tu sai Mirella, io lavoro in un privato accreditato, quindi chiariamo anche questo concetto. Privato accreditato significa che le persone vengono da noi e vengono trattate allo stesso modo di come vengono trattate in una struttura pubblica, cioè entrano con la ricetta rossa, pagano il ticket se lo devono pagare, hanno le esenzioni se hanno le esenzioni e ricevono lo stesso trattamento al pubblico. Ad esempio io vedo su questo in alcuni ambienti molta demagogia, no? Dove si dice che invece tutto quello che è privato è come, diciamo, un sistema che ruba al pubblico, che fa pagare alla gente. Questo non è vero, cioè, questa cosa va chiarita una volta per tutte. I privati accreditati sono delle strutture che erogano, diciamo, sulla base di un budget che viene assegnato dalla regione o a secondo della struttura, diciamo, anche direttamente dallo Stato centrale,
erogano dei servizi allo stesso costo degli ospedali pubblici. E quindi, come ci siamo detti tante volte in questa trasmissione, anche un ripensamento, no, di queste nuove alleanze tra pubblico e privato potrebbe generare soluzioni innovative a vantaggio della sanità e soprattutto del cittadino, della persona che sta male. Quindi questo è un primo grande problema. L'altro problema sono le nuove patologie, no? L'insorgenza di tumori. Per esempio è appena venuto fuori un articolo su un giornale molto importante su delle casistiche soprattutto diciamo anglosassoni, quindi americane. C'è un grosso nuovo un aumento dell'incidenza di tumori nei giovani, quindi nelle persone di 30 anni. E quindi mi rifaccio un po' a quello che si diceva: perché avviene questo? Avviene questo perché gli stili di vita cambiano, quindi la sedentarietà, passare la vita di fronte a un telefonino, di fronte ai social, mangiare cibo spazzatura, l'alimentazione e quindi tutto questo, l'alcol, l'uso di alcol, ecco. C'è tutte queste abitudini, questi stili di vita che sono nocivi e che poi provocano queste terribili malattie. Quindi fatto importante la prevenzione, l'educazione dei giovani, l'investimento su questi aspetti, oltre che poi chiaramente diciamo, il trattamento e quindi la gestione di queste patologie complesse nell'ambito di una sanità che, diciamoci la verità, in qualche modo fa fatica. Sì, è vero quello che dice, io lo tocco con mano, però è anche vero, e lo dico al consigliere Davide Acampora, che rappresenta Fratelli d'Italia, che io che vedo queste persone che vengono al Banco Solidale, perché siamo come le farmacie, un punto d'ascolto importante, il problema sono i ticket e le medicine. Nel senso, io ho avuto una signora che è stata operata agli occhi a una cataratta, ha pagato il ticket, ha messo questi colliri che non costano poco in farmacia perché ha dovuto pagare, e soprattutto poi alla fine è uscito che questi colliri non hanno funzionato, perciò lei dovrebbe in teoria buttare via tutti i colliri che ha preso, prenderne altri e ripagare un altro ticket, e ha detto: io con quei non ce la faccio, come faccio? Non ho i soldi per fare questo. È un ticket di 36 euro per le persone che io veramente sento, non per tutti ma per molti, ve lo posso assicurare, sono soldi importanti. Allora come facciamo a curarle a Campora, visto le pensioni, gli stipendi che sono bassissimi? Tu non puoi riuscire a superare questa soglia di povertà con un aumento di 10 euro, 5 euro, 20 euro, non ce la fai, non riesci. E dopo soprattutto c'è il grande step, che è quello che i costi che ha la politica rispetto al lavoro dell'operaio che lavora, che produce, e questi fanno il raffronto. Queste persone dicono: ma ti sembra giusto, Mirella, che lavorando si rimanga poveri e la politica invece se ne infischia? Ecco, da giovane politico, ecco, in carriera, cosa ne pensa? Io penso che innanzitutto sono d'accordo, concordo con te e con il dottor Giovinazzo. Diciamo che si sta andando sempre di più verso davvero un divario tra il troppo ricco e il troppo povero. Quindi diciamo, una volta c'era la classe media che era preponderante e che comunque bene o male riusciva a fare una vita, diciamo, dignitosa, ecco. Adesso questo divario è sempre maggiore. Vogliamo parlare del costo della vita, degli aumenti. Adesso vai a fare la spesa e ti rendi conto che i 50 euro di una volta che potevano essere le 50.000 lire adesso non fai più niente, quindi esci fuori davvero con neanche una borsa di spesa. Questo naturalmente va a rovesciarsi anche sull'impatto sui servizi dei comuni, delle pubbliche amministrazioni. Parlo per esempio di Treviso. Abbiamo dovuto fare dal 1° gennaio dei grossi aumenti degli asili, delle mense, dei parcheggi, dell'affitto delle palestre, avendo anche molte critiche da parte, come è giusto, delle opposizioni, ma anche di diversi cittadini. Ma purtroppo il problema è a monte, cioè se l'inflazione cavalcante arriva, alle amministrazioni arrivano delle bollette da pagare più alte
il cibo delle mense dei bambini è più alto e quindi di conseguenza una catena che arriva fino al consumatore finale. Per tornare al divario tra chi guadagna tanti soldi, come possono essere i politici, i costi della politica sono un tema. Abbiamo visto negli anni scorsi come comunque c'è stato un impegno da parte dei governi di poter fare dei tagli qua e là, però vedete sono solo palliativi, perché considerando cosa può essere milioni di euro per un governo, sono centinaia di euro paragonati alla vita comune, quindi sono dei tagli che poi vai a vedere, sono dei piccoli palliativi che fanno credere alla gente che uno risparmia, invece alla fine non cambia niente. Siamo nelle mani sempre di più, cara Mirella, nelle mani della solidarietà delle persone, cioè noi dobbiamo puntare su quello. Quello che fai te con il Banco Solidale è lodevole, perché non ci sono per il momento altre speranze per poter aiutare queste persone se non delle politiche governative che possano dare una mano, però vedi anche questi bonus sono sempre palliativi. Io per esempio adesso vedo nel mio piccolo cure mediche, per esempio nell'attesa di una gravidanza, di un bambino, no? Devi andare a fare delle visite specialistiche, sono costose, devi pensare anche all'acquisto dei pannolini. Però Campora, quello che lei ha detto, se non ci fosse il mondo del volontariato e l'associazionismo dovremmo veramente ripensare il tutto. Il problema è che hanno colpito proprio quello, perché noi facciamo i volontari, dobbiamo pagare per fare i volontari, dobbiamo girare col commercialista, col notaio per fare i volontari. Cioè la politica ha colpito quel mondo che proprio l'ha sostenuto, perché se non c'eravamo noi anche durante la pandemia, che andavamo nelle case anche rischiando la vita per portare la borsa della spesa, le medicine, io non so cosa sarebbe successo. Io non vedevo politici in giro che andavano a portare le borse della spesa, avevo una fifa boia, tanto è vero che si sono anche i grandi della terra riuniti, hanno investito, io avevo paura di morire, però hanno investito, perciò ricercatori, scienza, di tutto e di più, in poco tempo sono arrivati i vaccini. Capisce che forse c'è qualcosa che non gira. Rinaldo, poi andiamo dal professor Serra. Vai Rinaldo, velocissimo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Dire ai politici, e io dico i politici fa schifo, te lo dico e ti sa qualcosa. Brunetta, il direttore del Canale, aveva 250 migliaia all'anno, al Canale cresciuto a 40. Ma che cosa ne ricerca di poi? Ma vergognere, gli dà 4 euro, 5 euro. Lui si cresce 7 mila, ma dai, sei vergognoso. E la gente che dà i soldi, e la povera gente da andare in piazza, perché in entrata come escolarsi, mise 3-4 anni che vado in giro per gli ospedali. Se non avessi che adesso so che aspetto delle visite, perché c'è feste, perché c'è questo, perché c'è quello, devo aspettare 3-4 mesi a pagamento, sa, non a gratis. E ora voglio dire, ma mi racconta sempre le stesse storie, ma adesso mani altri facciamo, anche al governo di adesso, Salvini, e ora si compra le case da miliardi, va bene, e da miliardi cresce tutto, e la cresciuta di televisione 20 euro, ti daria da cavarla, che mica la via più volentieri a pagare la tua televisione, che non quella dello Stato, perché butta via i soldi con che puttanate ti fa. Intanto, vabbè, perché la trasmissione come la tua, 600.000 volte meglio di ora. Tassi dappertutto, cresce tutto e ora fa 20.000 euro. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, sei stato molto chiaro su quello che pensano molti cittadini che hanno anche il coraggio di dirlo, ecco, non stanno più zitti, ecco, siamo in democrazia ed è giusto ascoltare tutti. Allora andiamo a sentire anche, e poi andiamo dal professor Serra, quello che ha detto anche il Zabeo sul PIL Veneto 2026, poi lo commentiamo col professor Serra. Nel 2026 l'Emilia-Romagna scalzerà il Veneto dal primo posto in classifica e diventerà la nuova locomotiva economica del paese. È la previsione dell'ufficio studi della CGA di Mestre.
Alla tenuta del settore meccanico, delle auto di lusso e delle biotecnologie, l'Emilia-Romagna aggiunge un mercato del lavoro solido, investimenti pubblici mirati e strategie per l'innovazione e le esportazioni che hanno creato uno sviluppo che potrebbe consolidarsi anche negli anni a venire. Al netto del periodo del Covid, da più di un ventennio il Veneto ha invece una crescita inferiore alle regioni più avanzate d'Europa. È evidente che la fine degli investimenti per le Olimpiadi Milano-Cortina e la scadenza dell'utilizzo delle risorse del PNRR prevista per la prossima estate avranno un impatto rilevante sulla nostra economia. Ma al di là di queste particolari circostanze, il Veneto, come del resto tutto il Paese, continua a manifestare difficoltà nel consolidare una crescita strutturale, prospettando così un ulteriore anno di stagnazione economica che auspichiamo possa essere l'ultimo. Nel 2026 una lieve ripresa delle esportazioni e la stabilità dei consumi delle famiglie e della pubblica amministrazione permetteranno al PIL del Veneto di crescere dello 0,64% rispetto all'anno scorso, un risultato che lo fa scivolare al 10° posto tra le regioni italiane. Al nord cresceranno di meno solo il Trentino Alto Adige e la Liguria. Dopo il più 0,86% sul 2025 dell'Emilia-Romagna arrivano il Lazio, il Piemonte, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Il problema non è tanto la ciclicità congiunturale, quanto l'assenza di fattori endogeni capaci di sostenere nel tempo l'espansione del PIL regionale. Al netto degli anni del Covid, infatti, da oltre 20 la crescita anche del Veneto rimane sistematicamente inferiore alla media europea. Per questo urge una seria riforma sia fiscale che burocratica. Allora, professor Serra, come commenta questo servizio anche il popolo che veramente non ne può più, veramente fa fatica e sono persone che lavorano, persone per bene, famiglie? Prego, professor Serra. Non so, io ho sentito il servizio, mi sembrava un po' di aria fritta, ha mescolato un po' tutto il signore che parlava, mi sembra che fosse un sindacalista, ma non. Il continuare a richiedere che fare dei paragoni su PIL, su regioni e regioni che hanno situazioni diverse, abitanti diversi, zone di produzione diversa, con aziende diverse e sommare le mele con le pere, non vuol dire assolutamente nulla. Anche perché poi se si va a vedere lo spaccato del PIL dell'Emilia Romagna, confronto al PIL del Veneto, bisogna poi escludere tutta una zona turistica dove il Veneto naturalmente, pur essendo importante, non è importante quanto l'Emilia Romagna. Poi c'è tutto l'agroalimentare. Non si possono fare dei raffronti e quindi non commento neanche perché non saprei che cosa dire. Mi fa piacere, infatti l'ho invitata apposta. Professor Serra, però anche questo governo, quando era all'opposizione, criticava la legge Fornero, le accise le elimineremo, ma un conto è essere all'opposizione, un conto poi è governare e vedere la realtà del Paese. Secondo lei come si sta muovendo questo governo, in particolare Giorgia Meloni? Prego, professore. Guardi, io credo che l'attuale governo bisogna valutare, come tutti i governi, oltretutto, non nel breve periodo, ma almeno nell'arco temporale della fine legislatura. L'unico dato certo che non viene sottolineato, a mio giudizio, in maniera corretta è che a livello europeo, quindi con le agenzie di rating, l'Italia sta uscendo dall'inflazione, dalla zona dell'inflazione che avevamo. E questo cosa vuol dire? Che i nostri titoli pubblici costeranno di meno e il debito calerà. Perché il primo problema dell'Italia, se si vogliono fare investimenti, bisogna avere delle persone fuori dall'Italia che ci diano il denaro e che ci diano del denaro che a noi poi non costi troppo. Questo è quello che l'attuale governo sta facendo a livello globale. Poi se si vuole entrare nel dettaglio di che cosa potevano spendere di più per le pensioni, quindi sono cose di legge di bilancio, anno per anno, che a mio giudizio vanno a sfalsare l'idea totale, cioè io mi devo preoccupare di che cosa accadrà al mio debito pubblico, perché il problema dell'Italia è il debito pubblico e credo che questo governo in questo momento sta facendo un ottimo lavoro. Poi possiamo criticare tutte le politiche come si possono criticare tutti i governi, però a livello generale è il primo governo che sta uscendo dall'inflazione europea, che è una cosa fondamentale nel medio-lungo periodo, perché se no torniamo ai fantastici anni 90, 80, 90,
quando vi era il semi-boom economico, dove tutti sembrava che avessero più denaro, ma in realtà chi pagava era Pantalone. E oggi ci troviamo quel debito pubblico fatto negli anni del famoso Milano no da bere. Però, professor Serra, lei ha detto, ecco, c'è poca comunicazione corretta. Però io penso che il governo abbia la possibilità di fare questa comunicazione e di dire quello che sta spiegando lei dal suo punto di vista, l'importanza di muoversi anche a livello europeo. Allora come mai non viene fatto questo secondo lei? Perché gli italiani hanno bisogno anche di comunicazione, di capire, di trasparenza. Ecco, delle volte veramente parlare anche troppo tecnico non va bene, lei sta spiegando invece molto bene con parole semplici quello che dal suo punto di vista sta facendo questo governo, ma non è che si senta sempre questa cosa. Allora, ci sono persone che non riescono a fare comunicazione, professore? No, ma signora, guardi, il problema è che io, perché non sono politico e quindi non devo prendere voti, ma le faccio un esempio. Se dovesse spiegare a suo figlio: guarda caro bambino, tu oggi non ti compro le caramelle, domani non ti compro la macchinina, domani non ti porto al cinema, perché questi soldi io li sto risparmiando per mandarti all'università, e vedrai che tra 20 anni tu mi ringrazierai perché hai fatto l'università e farai un lavoro molto bello. Al bambino non riesce a vedere lontano, quindi non sto paragonando i cittadini al bambino. Ma io che ho il problema di arrivare al 27 del mese, spiegarmi che tra 10 anni i miei figli staranno meglio perché oggi devo fare dei sacrifici, capisce che è un po' complesso, soprattutto in un mondo d'oggi dove l'attenzione, grazie ai social media, più di 30 secondi sul telefono non guardo, credo a quello che mi dice internet, non più neanche la televisione. Ma quello che mi dice internet è tutto quello che ci starà poi dietro con l'intelligenza artificiale, e quindi bevo quello che bevo, perché è una cultura di base che è abbastanza bassa oggi come oggi in Italia, ma in genere nel mondo. Dottor Giovinazzo, come commenta quello che ha sentito? Ecco, perché appunto il bilancio pubblico anche, riguarda soprattutto la sanità, anche a livello regionale, ecco, è molto importante. Come commenta quello che ha sentito? Beh, intanto io dichiaro non sono un economista, quindi diciamo mi attengo a quello che giustamente dicono gli esperti e quello che ha detto il professor Serra. Io posso dire quello che faccio nella mia pratica quotidiana, ed è un uso razionale dei costi, cioè nel senso la sanità ha sicuramente un suo costo, deve garantire qualità significa benessere, significa risultati per le persone che vengono nelle nostre strutture, quindi io devo utilizzare dei materiali, questi materiali costano, il sistema costa, e lo devo fare seguendo una regola semplice, la parsimonia, cioè il ragionamento che noi facciamo tutti i giorni quando ci troviamo di fronte a decidere se comprare per esempio uno strumento o se fare determinati investimenti è che la qualità deve essere alta e il costo generalmente deve essere accettabile per il sistema, perché è chiaro che diciamo, in un mondo ideale la sanità non dico che ci debba guadagnare, ma deve andare a costo zero, altrimenti come ci insegneranno gli economisti qualsiasi sistema fallisce. Quindi sul discorso degli investimenti, gli investimenti sono necessari, sono fondamentali, ma vanno fatti quelli che sono gli investimenti giusti nell'interesse del paziente, nell'interesse della salute pubblica, e che soprattutto non seguano le mode, perché le mode costano. Io mi posso vestire con una camicia di marca che costa tanto, x centinaia di euro, mi posso vestire con una camicia che non è di marca, che ha un costo molto inferiore ma che svolge pienamente la sua funzione. Quindi razionalizzazione della spesa sanitaria, nel senso che deve produrre qualità a dei costi che sono accettabili e sostenibili. Però è anche vero, professor Giovinazzo, che ho avuto un chirurgo, mi sembra dell'ospedale dell'Università di Padova, che ha detto: io il filo che uso per appunto quando sono in sala operatoria è lo stesso filo che usavo 10 anni fa, non è cambiato. Perché costa così tanto adesso? Non riesco a capirlo, diceva. È lo stesso filo. Allora capisce che c'è qualcuno che anche
nella sanità si fa queste domande? Perché c'è la speculazione, che ha dei nomi precisi, perché ha detto lui, il filo è lo stesso, adopero quello, però vedo che il costo è veramente triplicato, quadruplicato di questo filo. Allora come la mettiamo? Ma io penso che i costi, anche come dire, in generale tutti i costi sono aumentati se li confrontiamo a 10 anni fa. Quello che potrei rispondere al collega che ha fatto questa osservazione è che io, per esempio, dico non esiste un solo filo, non esiste una sola marca, fortunatamente viviamo in un mercato che si è aperto, allora per esempio noi ci siamo ritrovati rispetto a questa problematica, abbiamo provato dei fili, cioè abbiamo visto dei fili che hanno le stesse qualità ma che magari costano meno. Questo succede anche con altri tipi di, noi li chiamiamo device, cioè degli strumenti che servono per svolgere determinate operazioni. Ci sono costi e costi, quindi il concetto è sempre lo stesso, a parità di qualità si compra quello che costa meno, come faceva mia mamma quando eravamo bambini. Pubblicità. Guardiamo con fiducia il fatto di poter avere anche dei candidati di Fratelli d'Italia a partire dal primo comune per importanza che va al voto alle prossime elezioni amministrative. Siamo certi che sia la Lega a dover dare le carte per quanto riguarda la provincia, per il resto siamo disposti a valutare assieme. Chiamatela arte della diplomazia, quello che il numero 1 di Fratelli d'Italia nella Marca mette in campo nella nostra prima edizione è un concetto traducibile così: possiamo cedere sulla provincia ma sui comuni non arretriamo, in primis su Castelfranco. Sono giorni cruciali per trovare la quadra nel centrodestra alla voce candidato presidente della provincia e la lotta con la Lega, pur in punta di fioretto, è concreta. Elezioni provinciali e amministrative sono legate a doppio filo, come in un effetto domino. 2 giorni fa, proprio in prima edizione, Dimitri Coin ha lanciato il messaggio: se non si trova unità sulla provincia, liberi tutti alle comunali. E unità per la Lega significa candidato del Carroccio. Alla mossa del suo omologo provinciale, lo perfido muove la sua pedina nella scacchiera. La priorità... Allora, sentiamo quale pedina, sicuramente Davide Acampora lo saprà, e come commenta queste parole di Lo Perfido. Sono parole che fanno capire che la Lega, la Fratelli d'Italia ha già deciso che in provincia governerà ancora la Lega. Sarà un candidato leghista, almeno da quello che si è sentito. Ma sì, sicuramente le parole del coordinatore provinciale Lo Perfido sono molto, diciamo, fanno capire insomma, una certa cautela nei rapporti con l'alleato. Naturalmente, diciamo, a fronte di un'alleanza, diciamo, che di fatto dovrebbe essere più equilibrata, a mio parere, siamo di fronte a una sorta di Lega che vorrebbe, diciamo, avere tutto a questo punto. Quindi abbiamo il presidente della giunta regionale che è della Lega, il presidente del consiglio regionale Zaia è della Lega, il sindaco della città capoluogo Treviso è della Lega, un assessore più importante al sociale appena nominato da poco, Paolo Roma, è della Lega. Insomma, per come la vedo io, ci dovrebbe essere un po' più equilibrio e nulla ci sarebbe di male se a Fratelli d'Italia potesse aspettare la provincia. Detto ciò, che è un parere puramente personale, che diciamo proprio a livello di equilibri numerici e aritmetici, ecco, terra a terra, c'è una partita più grande da giocare, quello che giustamente Lo Perfido vuole intendere nelle sue dichiarazioni, cioè possiamo sacrificare la provincia in virtù però anche di partite che si creeranno in primavera con le elezioni amministrative. Quindi per esempio parlo della città di Castelfranco. La mia perplessità è che dubito che comunque si possa portare a casa qualcosa di fronte alle altre dichiarazioni che ho sentito di Dimitri Coin, invece, dove a quanto pare non ha la stessa idea. L'alleanza deve essere equilibrata, ecco. È vero che alle ultime elezioni regionali è finita 40-15, ok, va bene. C'è stato il booster Zaia, però, che comunque ha fatto d'ago della bilancia, e non è una cosa, a mio parere, diciamo, reale, ecco, non è un dato reale quello che è successo, è stato, diciamo, Zaia che ha spostato un po' l'asticella.
ma io mi chiedo cosa avremmo dovuto dire noi allora all'indomani delle elezioni europee, dove eravamo al 37, cioè allora a quel punto là avremmo dovuto chiedere qualsiasi cosa. Ecco, così non è stato. Quindi a mio parere credo che comunque i presidenti provinciali siano delle persone equilibrate e troveranno sicuramente la quadra. Tuttavia spero che la partita della provincia non sia ancora finita, perché io, essendo consigliere provinciale, poi insomma la vivo anche sulla mia pelle tutti i giorni. La provincia, per quanto possa avere anche delle poche, diciamo, poca preminenza sul territorio dopo la riforma che c'è stata una decina di anni fa, comunque ha degli argomenti importanti. Speriamo che saranno ancora i sindaci e i consiglieri provinciali, noi cittadini, che voteranno il nuovo presidente. Esatto. Perché la provincia è un ente di secondo livello, non votano i cittadini, votano i consiglieri comunali, i sindaci della provincia, quindi è un'elezione di secondo livello. Aritmeticamente parlando, Fratelli d'Italia non ha i numeri per poter fare, diciamo, il proprio candidato, ma nemmeno la Lega, quindi ci sono i civici, quella parte di civici che sono un po' l'ago della bilancia, quindi parlo di Forza Italia e di tutte quelle civiche che non sono schierate. Però i leghisti dicono che i numeri loro ce li hanno, siete voi che non li avete. In realtà i numeri senza, diciamo, la componente civica non ce li ha nessuno per poter arrivare, diciamo, ad avere la maggioranza. Però qua c'è un altro tema. Anche se, diciamo, Fratelli d'Italia ipoteticamente possa imporre il proprio sindaco, il proprio candidato, abbiamo un consiglio che non va a pari passo con il sindaco come un'elezione diretta, cioè il consiglio resta uguale. E quindi la maggioranza ce l'avrebbe sempre la Lega come consiglieri comunali e provinciali, che sono comunali di riflesso. Certo. Quindi stiamo parlando di fuffa, cioè nel senso avremo un presidente della provincia che è l'unico che ha il potere per poter decidere, perché tutte le delibere sono firmate dal presidente della provincia. Anche se io non voto il bilancio non cambia niente, perché comunque la delibera è rappresentata dal presidente della provincia. Quindi si avrebbe comunque una situazione in cui sì, ci sarebbe la bandierina piantata, ma di fatto il Consiglio non seguirebbe il Presidente, quindi la Lega avrebbe comunque la maggioranza anche con un Presidente di Fratelli d'Italia. Avete capito? È stato chiaro? Perciò quasi sicuramente, a parte qualche miracolo, dice qualcuno, ma il Presidente della provincia sarà ancora della Lega. Nadia da Treviso, vai Nadia! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Dato che hai il consigliere a Campora, vorrei far presente che è dal 40 anni più che attendiamo dei punti luce su strada dei Tappi. Siamo dimenticati, siamo tutti anziani, perché col passare degli anni siamo diventati anziani, per fortuna. E dal comune di Treviso non vediamo niente. Paghiamo le tasse come quelli che abitano in Piazza dei Signori, però come servizi nulla. E siamo nel 2026. È da che mi batto da quando sono venuta a abitare qua, perché prima abitavo a Silea. E dopo siamo venuti, abbiamo la strada che fa confine. Silea hanno tutto, che io chiederei di andare sotto il comune di Silea, perché da Treviso ho solo il servizio della contarina, ma me lo pago, non sono gratuiti. Dunque vorrei anche un po' di rispetto. Non tante promesse, perché sono venuti anche qua a casa mia a bere il caffè prima delle votazioni e non ho visto nulla. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia. Prima di rispondere a Nadia andiamo dal professor Serra. Allora, professor Serra, un italiano, secondo l'OCSE, ossia l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ha sede a Parigi e della quale l'Italia fa parte, lo stipendio medio italiano è di circa 35.616 euro lordi. Un italiano quindi porta a casa 2.740 euro lordi al mese su 13 mensilità, 1.980 euro netti al mese.
15,57 euro lordi all'ora, basato su 176 ore al mese. 11,25 euro netti all'ora, basato sempre su 176 ore al mese. Qui però casca l'asino. Meglio, entra in gioco la statistica del pollo di Trilussa. Se uno mangia un pollo e l'altro resta a bocca asciutta, statistica vuole che i due abbiano mangiato mezzo pollo a testa, invece uno è rimasto a stomaco vuoto. Ecco perché quando guardiamo alla distribuzione del reddito in Italia le cose cambiano. Prego, professor Serra. Sì, sono dati generali che l'Italia abbia negli ultimi anni, stiamo parlando di decenni, non abbia avuto un incremento della parte retributiva, cioè degli stipendi, uguale al discorso dell'inflazione. Questo è dovuto da tanti fattori, ma purtroppo è una questione politica. Lei, ho sentito che ha in studio un politico, e quello che posso consigliare al politico è di non fare il politico in televisione, cioè andare a spiegare tutto quello che ha spiegato, cose molto interessanti. A me piacerebbe domandare all'esponente, credo, di Fratelli d'Italia, partito che conosco molto bene, ma mi spiega perché a Forza Italia o a qualcun altro dovrebbe interessare se una carica, la provincia, la regione o il sindaco va a un partito politico o a un altro partito politico, se fanno parte della stessa identico schieramento? Questa è la domanda che, così da semplice cittadino elettore, chiedo. Perché c'è questa corsa, che sia di Fratelli d'Italia o che sia della Lega o di Forza Italia? Che cosa cambia a me cittadino? O non vorrei pensare che dietro a questa carica ci siano da spartire delle posizioni di potere o del denaro, lungi da me pensare questo. Lo chiedevo al suo gentile ospite, se vuole rispondermi. Allora sentiamo Davide Acampora che risponde al professor Serra e poi anche alla Nadia da Treviso. Allora, prego. parto dal professor Serra che ringrazio e saluto anche per la professionalità con la quale poi ci ha esposto determinati concetti che sono un po' complessi. Beh, insomma, cosa c'è dietro? È l'ABC della politica, nel senso, io la vivo tutti i giorni. Ovviamente ogni partito tira acqua al proprio mulino. Cosa posso dirle, professore? Ovviamente un partito cerca di avere più, diciamo, occupare ruoli di posizioni di potere, chiamiamoli così, rispetto ad altri, per avere proprio la propria influenza elettorale nell'attività politica che poi ne consegue. E quindi insomma non è che ho molto da dire. Ovviamente nel centrodestra, che è fatto principalmente di 3 partiti, ognuno poi cerca di avere la propria identità, il proprio spazio nel territorio. Lo vedo a Treviso nel Consiglio Comunale, in cui siamo 5 consiglieri comunali contro 17 della Lega. Lo vedo in Consiglio Provinciale dove sono 7 loro, noi siamo 4, insomma ognuno poi pensa a dover poi fare la propria attività, crescere elettoralmente, perché poi cos'è la politica? La politica è anche, diciamo, l'arte di poter anche governare, ma per poter governare e aiutare i cittadini tu devi candidarti, devi prendere voti e devi aspirare a delle cariche, perché sennò stiamo tutti a casa, andiamo a giocare al bingo, cioè, quindi questo un po' è, diciamo, il filo conduttore. Per rispondere alla signora, allora le chiederei alla regia se può dargli sicuramente il mio contatto. Posso assicurarle che nei prossimi giorni vado a fare un sopralluogo. Tra l'altro io, diciamo, spesso e volentieri vado a casa delle persone che mi contattano nei social o mi vedono, insomma, per risolvere piccoli e grandi problemi, perché ricordo sempre che fare il consigliere comunale, Mirella, è fare questo, cioè la buca piuttosto che il lampione, cioè sono i problemi delle persone. Poi ovvio vado a votare anche il bilancio in Consiglio Comunale, parlo anche di politica internazionale, sì, va bene, però ricordiamoci che io sono un amministratore di un territorio, di un comune, e quindi
i cittadini vogliono anche avere diciamo, la strada pulita, l'illuminazione adeguata, soprattutto in un periodo storico in cui la sicurezza è importantissima, e vediamo come anche un lampione spento a una certa ora incuta timore e possa invogliare un ladro a spaccare una finestra. Tra fare e non fare, un lampione fa la differenza. Quindi mi farò carico della segnalazione della signora. Allora, grazie consigliere. Allora sentiamo se il professor Serra ha qualche altra domanda, come vuole salutarci, cosa soprattutto spera che questa anche geopolitica faccia per noi, per le comunità, per i cittadini, per i territori, perché non è che siamo messi molto bene, anzi sembrano che le guerre stiano dilagando sempre di più. Abbiamo 77 guerre nel mondo, fate conto voi. Prego professore. Guarda, a parte i discorsi di geopolitica e di discorsi a lungo termine, io quello che consiglio oggi ai cittadini è che il 30 di dicembre è stata approvata la legge finanziaria. All'interno della legge finanziaria vi è quella che è definita volgarmente la rottamazione 5. Ecco, quello che suggerisco ai cittadini che hanno magari qualche problema di cartelle esattoriali, di rivolgersi al loro professionista e di valutare attentamente insieme al loro professionista se aderire, come aderire alla rottamazione 5, perché per molti potrebbe essere una soluzione vantaggiosa. E una raccomandazione: non credano a quello che sentono sui vari social media di soluzioni facili, che venite da noi che vi risolviamo tutto, vi esdebitiamo tutti i debiti. Si parla spesso di una norma che si chiama codice della crisi o ex legge 3, ecco, lasciano perdere queste cose qua, perché il 99,9 sono solamente truffe. Più chiaro di così. Io ringrazio sempre il professor Serra veramente di spiegare anche molto bene le cose che interessano alla politica. Direi di ascoltare queste persone competenti che hanno studiato la materia, che danno anche degli input di come proseguire un percorso che non è detto che sempre il politico sia preparato e competente nella persona, nella poltrona nella quale è seduto, perciò certo. Direi che sarebbe utile ascoltare anche le persone competenti, serie, per bene che abbiamo nel nostro paese. Ringrazio il professor Gianfranco Serra, tributarista, di essere stato con noi. Veramente un sereno 2026, professore, e grazie. Adesso andiamo a vedere invece cosa è successo con questa discarica che hanno trovato. Andiamo a vedere, perché ci fa fatica anche a capire cosa sta succedendo. Invece di andare nel centro di raccolta troviamo invece queste immondizie. Guardate cosa è successo e cosa ha fatto il consigliere Davide Acampora. A quanto pare, dalle segnalazioni che mi hanno fatto, hanno scaricato questi rifiuti ieri sera con le prime ore dell'imbrunire, quindi presumibilmente verso le 17, le 18. Quindi proprio sprezzanti anche del pericolo, perché comunque è un orario di passaggio, ma ormai questo luogo è consacrato ed è preferito da parte degli ecovandali. Non è la prima volta che mi segnalano situazioni di questo tipo. Una montagna di rifiuti, materiali edili per lo più, come non si era mai vista da queste parti, probabilmente scaricata anche con un camion sul far della sera di Capodanno. E non è la prima volta che la zona è bersagliata, ma queste quantità mai si erano viste. I vandali evidentemente conoscono bene la zona, non presidiata né da cartelli né da videocamere di sorveglianza. Contarina passerà naturalmente a pulire, ma i costi saranno scaricati naturalmente su tutta la collettività. Io chiederei una task force di ecovigili che 8 ore al giorno girano sulla base delle segnalazioni dei cittadini per poter stanare, guardare, aprire i sacchetti, vedere se ci sono indizi che possono risalire ai responsabili, affidarsi a delle videocamere nascoste, impegnarsi davvero con grande sforzo per combattere questa piaga dei giorni nostri, perché sennò non finirà mai. Le persone sono impunite e tra una settimana siamo di nuovo qui a parlare di questi rifiuti e ci piangiamo addosso. Ed è per questo che mi sono spinto fino qui questa mattina per denunciare questa cosa, che è veramente uno smacco a chi rispetta le regole, uno smacco contro i cittadini. Anche i residenti sono senza parole. È la prima volta che vede una cosa del genere? No, succede spesso, però tante così è la prima volta. Di notte non c'è nessuno, quindi passano indisturbati e si trova di tutti i colori. Guarda che roba.
Gli ecovandali però potrebbero aver lasciato la firma. Questi due cartelli che indicano l'ex Z Grill di via dei Da Prata, laterale di Viale della Repubblica e vicino alla fonderia, sono forse un segnale? Nel pomeriggio comunque il vice sindaco Manera annuncia che l'analisi dei rifiuti e diverse funzioni di intelligence hanno permesso l'individuazione immediata da parte della polizia locale e degli ecovigili dei responsabili di questa vergogna. I furboni, scrive proprio il vice sindaco, adesso pagheranno 400 euro a sacco, più le spese connesse di smaltimento, più le spese di procedimento e un probabile procedimento penale. Certo che la notte dei lunghi coltelli tra Lega e Fratelli d'Italia non finisce mai, perché io non ho sentito il vice sindaco che abbia detto al consigliere Davide Acampora grazie per questa segnalazione, l'ho fatta. Cioè, perciò la notte dei lunghi coltelli, continuate in politica. Allora, non sarebbe utile invece che la politica, quella che veramente anche nel territorio riuscisse a capire che dovrebbe dialogare tra di loro, come facciamo noi, cercare di dialogare, cercare di fare il bene della comunità, no, sono più bravo io, sei meno bravo tu, ecco, faccio la segnalazione, ringrazio il consigliere che ha fatto la segnalazione, invece sembra che ci sia proprio un muro che divide. Questa è la sensazione che ho avuto io sentendo anche il vice sindaco. Prego, consigliere. Mirella, nel senso non saprei cosa risponderti, o meglio, è evidente che alla base diciamo, c'è un po' questo filo conduttore che spesso non dà meriti a chi merita, ecco. Però non vedo malizia in tutto ciò, nel senso io poi ho sentito il vice sindaco, parlo in questa questione, con il quale poi c'è anche un rapporto sincero, diretto e trasparente con Alessandro Manera, che stimo, il quale mi ha detto guarda che insomma non è stata solo una tua segnalazione, ne ho ricevute tante anche prima, io l'ho mandata intorno alle 10 di mattina, era il 2 di gennaio, insomma ora immagino che gliene siano arrivate anche altre, tuttavia sarebbe stato sempre bello essere citato dopo che io comunque ho fatto il video, ho fatto il servizio, però ormai sono abituato a queste cose qua, loro sono assessori e magari portano diciamo acqua al loro lavoro che fanno giustamente. Farebbe piacere, e questo posso confermartelo, ma non solo a me, anche a tanti altri consiglieri comunali, perché siamo in tanti, ognuno davvero lavora, perché io vedo anche gli altri miei colleghi, ogni tanto una pacca sulla spalla farebbe anche bene, ecco, perché tanto comunque loro hanno la loro visibilità. Sarebbe un bel esempio della politica, diciamo, del territorio anche per i cittadini, sì, questo dialogo. Loro hanno la loro visibilità, indubbiamente, anche se per una volta, diciamo, fanno finta che ti lasciano, come si dice, un pallino una volta, cioè non è che vanno a incidere sulla loro popolarità, perché comunque lui o un sindaco piuttosto che altri assessori che comunque lavorano molto bene a Treviso, attenzione, non è una critica, però ogni tanto una pacca sulla spalla ci fa sentire più squadra, ecco, a me questo manca ogni tanto. Allora, prima di sentire come ci saluta Davide Acampora, andiamo da Luciano, da Desenzano, dal Garda. Ciao Luciano, buon 2026. Mirella, auguri. Grazie. Anche a te 2026, anche agli ospiti, buongiorno da Desenzano dal Garda. Purtroppo anche qua io vado in bicicletta, no? Sirmione, San Martino. Bello. Purtroppo dove ci sono stati 30.000 morti in 2 giorni per fare quest'Italia e c'è rifiuti per la strada, bottigliette, vetro. Ogni tanto prendo una sportina e porto a casa un po' di roba. E ci vorrebbero delle multe grosse come in tutti gli altri casi. E purtroppo cosa devo dire, specialmente a me mi fanno molta rabbia, sarà una piccola cosa, specialmente le cose delle sigarette, i rifiuti delle sigarette dovrebbero mettere degli appositi contenitori per mettere queste cicche, diciamo, no? Mi fanno molto. Niente, vi saluto, auguri. Vi saluto, buongiorno. Grazie veramente caro Luciano. A Davide Acampora come ci saluta, con quale messaggio? Beh, mi rifaccio, se permetti Mirella, anche a quello che ha detto appena il Signore. Purtroppo siamo di fronte a una piaga dei giorni nostri, l'abbandono di rifiuti.
può essere anche il fatto appunto di questi nuovi sistemi di conferimento che implicano le famiglie anche uno sforzo, no, del separare, magari sai, ci sono delle persone, dei soggetti che si ostinano a non farlo e a continuare ad avere un sistema, diciamo, degli anni '80, quando si poteva buttare qualsiasi cosa. Ecco, è una piaga dei giorni nostri, non da sottovalutare, ecco. Quindi diciamo che volevo porre l'accento proprio anche sull'impegno da parte non solo personale ma anche dei comuni di poter fare qualcosa di concreto. Prima io nel servizio dicevo una task force, non per dire che adesso non si sta facendo niente, attenzione, perché comunque c'è il consorzio Priula che ha gli ecovigili, ci sono i vigili della polizia locale che hanno... Però quante cose devono fare anche questi poveri vigili della polizia locale? Che ha da fare multe, che ha da fare il traffico, devono fare tutti i controlli. Devono stare in ufficio. Sì, insomma, ci sono anche cose burocratiche da fare, però io veramente dico... Ma mettere diversamente agili negli uffici e spostare tutte le persone, quando vi deciderete a fare la politica si deciderà a capire che abbiamo delle persone che sono in grado di lavorare e non si assumono? Adesso mi fai delle domande dove non è direttamente conducibile al mio lavoro che faccio. Certo è una proposta interessante sicuramente, ma per concludere dire una task force, ecco per esempio anche come il problema delle baby gang che c'è, cioè, sono tanti problemi che noi adesso stiamo affrontando, dobbiamo veramente prendere il toro per le corna, ecco. Quindi lascio con il messaggio dell'impegno della politica e delle istituzioni a alzare sempre di più l'asticella. Io vi auguro buon anno, buon 2026, ringrazio te e tutti gli ospiti, insomma, per il piacere ogni volta che provo nell'essere qui con te, e sai che sono sempre a disposizione. Grazie, veramente grazie a Davide Acampora, consigliere sia comunale di Fratelli d'Italia a Treviso che consigliere provinciale, si occupa di cultura e turismo. Via Alzaia, via dei Tappi, dove abita Nadia, è una zona turistica, perciò niente di meglio se anche Fratelli d'Italia col suo rappresentante andrà a trovare Nadia, visto che ci andai tutti da Nadia, tante promesse, ma poi è rimasta col cerino in mano. Grazie, grazie, mentre il professor Giovinazzo rimane con noi. Pubblicità. Ringrazio ancora veramente di essere rimasto con noi il professor Francesco Giacomazzi, ringrazio anche Giovinazzi, scusa, e ringrazio anche Guerrino Silvestrini, coordinatore Treviso Nursing. Buongiorno Silvestrini, grazie di essere qui. No, lei Mirella, un saluto. Lo sento bene, ecco, vede con chi si confronta questa mattina, è molto importante perché Francesco Giovinazzo sa di cosa si parla, sa di quello che dirà lei, ecco, commenterà anche le sue parole, le sue perplessità. Saluto anche Patrizio Miatello, Ezelino da Onara, parleremo di banche, di soldi. Ecco, mi sembra che qualcosa si sia mosso, sentiremo in che modo, perché poi i numeri che danno sono sempre col punto di domanda da quella che poi è la realtà. Auguri, buon anno. Auguri, buon anno. Allora, partirei proprio da Silvestrini. Allora, Silvestrini, cos'è la cosa che la preoccupa di più, visto che qui abbiamo anche un rappresentante della sanità molto importante, che è il direttore dell'area chirurgica San Camillo a Treviso, il professor Francesco Giovinazzo. Prego. Io sono il segretario di un sindacato autonomo dei professionisti sanitari, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, e diciamo che è una forma sindacale che entra sistematicamente nel merito delle questioni sanitarie e quindi la preoccupazione che maggiormente oggi nella quale stiamo, e sicuramente anche il professore sarà, è che la sanità veneta e la sanità in generale nazionale vive un momento di sofferenza sul piano della questione professionale, e la ricaduta della sofferenza sul piano delle figure professionali si ribalta sistematicamente sui bisogni della cittadinanza, i bisogni di salute della cittadinanza, e quindi la situazione critica è necessario che non diventi
più critica per il cittadino, e qua stanno le due cose, si appaiano. Quindi la preoccupazione, riassumendo, è che le promesse che sono state fatte nel 2025, è stato fatto un anno di grandi promesse nell'ambito sanitario per trovare soluzioni, realmente si cali nella realtà e le promesse diventino poi concretezza e quindi impediscano quella disaffezione del personale sanitario per il servizio sanitario pubblico, che è così importante per tutti noi cittadini. Allora, sentiamo il professor Giovinazzo come commenta queste parole di un addetto ai lavori, uno lo sa, ecco, e lo sento molto preoccupato. Prego. Ma come ci siamo detti più volte, Mirella, la preoccupazione un po' è di tutti, insomma, tutti i livelli professionali, e il sistema sanitario nazionale soffre perché diciamo, è in crisi di risorse, soprattutto, e devo dire, aggiungo un'altra parola, ed è anche in crisi vocazionale. Una volta, per esempio, fare il medico, fare l'infermiere, fare il chirurgo era visto come un fatto importante, no? Dei lavori ambiti che davano stabilità economica, che davano stabilità sociale, che ti permettevano di costruire una famiglia, di progettare il tuo futuro. Oggi purtroppo non è più così. Io ho una mia personale idea, e l'idea è questa, cioè se tu vuoi, diciamo, sollevare un sistema, modificare un sistema, migliorare un sistema, puoi agire su due leve fondamentalmente, che sono quella economica e quella motivazionale. Allora, la leva economica che cosa significa? Abbiamo visto, come hai detto tu qualche minuto fa, che il salario orario medio italiano, e quindi anche di un infermiere, è tra le 15 e le 17 euro ora. Io penso che questa è una cifra che non ha bisogno di ulteriori commenti. Quindi chiaramente questo è un primo problema. Non spetta a me trovare la soluzione, perché io non sono un politico, non sono un economista, però è un problema che va affrontato, e in qualche modo questa tendenza va cambiata, perché poi non ci possiamo lamentare se abbiamo una crisi vocazionale del personale infermieristico, certo. perché io devo andare a lavorare per 15-17 euro all'ora e fare le notti, fare i weekend, togliere tempo alla famiglia, vivere una condizione anche di stress, no? Perché io ho lavorato in centri ad alto volume e so che cosa significa lavorare in un pronto soccorso che fa migliaia di accessi anno, so che cosa significa lavorare in una chirurgia d'urgenza, no? Dove ti chiamano la notte alle 3, alle 4, devi operare. Cioè, tutto questo va incentivato da un punto di vista economico, però non vorrei che ci dimenticassimo anche del discorso motivazionale, perché io dico sempre, se io ti do 10, domani tu mi chiederai 15. Se poi domani ti do 15, dopodomani mi chiederai 20, che è una tendenza, come dire, giustificabile, normale, no? Cos'è invece che risponde, secondo me, veramente al bisogno della persona? È anche la motivazione, sentirsi parte di un sistema, sentirsi gratificati, valorizzati, e là bisogna introdurre degli strumenti di progressione di carriera, cose che, diciamo, nel tempo sono state anche fatte, no? Ci ricordiamo che, per esempio, gli infermieri prima diventavano infermieri con un corso regionale, oggi invece c'è una laurea, c'è un master, ci sono diverse specializzazioni, sono dei veri professionisti che vanno valorizzati per le loro professionalità. Quindi io invece percepisco che queste cose, diciamo, sotto un punto di vista legislativo e gestionale sono state implementate, probabilmente culturalmente ancora si fa una certa difficoltà ad accettarle. E la stessa cosa succede per esempio nella chirurgia. Noi, ti ricordi Mirella, abbiamo avuto un incontro
qualche mese fa con il presidente Acoi, no? Dove noi in chirurgia abbiamo un 50% di persone in meno che ogni anno vogliono fare i chirurghi. E allora dici, perché? Che cosa sta succedendo? Come riusciamo a motivare queste persone? È un mondo che va un attimo ripensato, no? La qualità della vita, per esempio, è un altro aspetto importantissimo, no? I benefit che si possono dare alle persone. Se una persona, per esempio, diciamo, deve fare 30-40 chilometri per andare a lavorare ogni giorno, magari è vero che non gli possiamo dare 100 euro all'ora, dico, sparo un numero a casa, per lavorare, ma magari creiamo dei benefit, no? E diciamo, ma neanche 15 o 11 euro all'ora, come abbiamo sentito. Cioè, ci sono tanti strumenti dove si può intervenire per migliorare la qualità della vita, sia in termini economici, di capacità di spendere e di acquisto, sia in termini anche di motivazione e di autostima. Allora, mentre con Patrizio Miatello parleremo di questi ristori, di questi soldi che sembra che il governo abbia deciso di dare a queste persone che non per colpa loro, come abbiamo sentito, queste non erano speculatori, erano persone in buona fede che cercavano anche loro di avere qualcosa in più. Com'è la situazione reale, Patrizio Miatello? Sì. Allora, intanto faccio una premessa, perché parlando di sanità e diciamo intervenire per quanto riguarda i risparmiatori, è giusto precisare una cosa: siccome in Italia non ci sono soldi, quindi non ci sono soldi, infatti i fondi per i risparmiatori hanno potuto essere vivi e vivere perché è stata una mia intuizione. Non voglio prendermi meriti, però è stata la mia intuizione dei conti dormienti. Quindi soldi che rimangono nelle banche e che vanno in prescrizione. In sostanza abbiamo fatto questa battaglia ha portato a casa 1,3 miliardi il primo colpo per 140.000 persone. Di queste 144.000 persone, 10.748 avevano errato la domanda. Queste 10.748 persone, noi abbiamo fatto una battaglia iniziata a fine del 2024 perché ci avevano portato via le rimanenze dei 240 milioni dei conti dormienti, quindi soldi che comunque non possono essere utilizzati per la sanità. È questo che, ecco, quindi questi 80 milioni che sono stati messi a bilancio del 2026, che sia chiaro, sono soldi che comunque non verrebbero mai utilizzati, perché possono essere utilizzati solo per frodi finanziarie, cosa che è una legge di 20 anni fa che dormiva. Io ho avuto la capacità, assieme a altre persone, a associazioni, a politici, di dire: ma perché dobbiamo lasciare fermi questi soldi, che c'è la gente che intasa i pronti soccorsi con tentativi di suicidio, depressioni, psicologi e avanti, e là c'è stato un salvataggio non indifferente, perché quando abbiamo iniziato, e la Mirella è stata, diciamo, la pioniera che ci ha dato, tutto il gruppo Rete Veneta Media Nord-Est, ci ha dato possibilità di parlare per salvare queste persone, l'abbiamo fatto. Questi 80 milioni che sono stati inseriti nella legge di bilancio è stato un percorso lungo, manifestazioni, cioè noi abbiamo fatto manifestazioni con la cassa da morto del diritti del risparmio portato via, che è stato fatto il funerale. Fermo un secondo perché abbiamo Milena da Ferrara, se non mi cade la linea. Vai Milena, ciao. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Buongiorno Milena. Prego. Grande battaglia. Allora, io sto ascoltando solo che poi devo uscire, volevo fare un inciso proprio per quanto riguarda i conti e i fondi dormienti. Allora, novembre 2016 si è costituito a Bologna un comitato, il comitato nazionale, dove in pratica c'erano il nostro purtroppo defunto Armand, l'avvocato Armand, Don Enrico Torta, Miatello,
La sottoscritta mi pare fosse anche Baseggio e altri gruppi. Da quel momento il centro-sud si è unito, le banche del centro-sud si è unito con le banche del Veneto. Allora, due cose per me importanti. L'unione fa la forza. Noi da soli non avremmo fatto niente con le 4 banche. Con le Venete abbiamo fatto massa critica importante. C'è stato qualcuno che ci ha fatto lo sgambetto, ma abbiamo fatto i salti. Quegli sgambetti li abbiamo evitati. Non ci volevano assolutamente. Io sono stata personalmente sbattuta fuori dal MEF. Per fortuna che Bitonci mi ha ripreso in mano e mi ha fatto ritornare nella riunione. Seconda cosa, il FIR, perciò per me grazie al Veneto se le 4 banche esistono nel FIR. Seconda cosa, il FIR, come ha detto poc'anzi Miatello, che io ringrazio personalmente, lo faccio tutte le volte, è nato ed esiste solo perché ci sono i conti dormienti. Perché noi, che siamo stati comunque privati dei nostri risparmi, non ci saremmo mai sentiti di pesare sulla fiscalità generale, sui nostri concittadini, per una cosa che era stata voluta da un governo. Un DL, il primo in assoluto, il secondo poi è stato quello delle Venete, poi dopodiché non è più stato fatto nulla, per fortuna. Hanno sempre cercato di salvare le banche, che dovrebbero salvare noi le banche, invece no, noi abbiamo salvato le banche. Allora, il FIR esiste solo unicamente perché c'è stata una persona che è lì seduta, vicino a voi, vicino a lei Mirella, che ha trovato i conti dormienti, ok? Perché se no non sarebbe esistito nulla. Molto chiaro, Milena, ti ringrazio, devo andare avanti. No, volevo finire una cosa sola. Perciò tutto il percorso che stiamo facendo e che oggi ci troviamo con il residuo è grazie a questo. Grazie Milena. Sentiamo allora Miatello come commentiamo, ma alla fine questi soldi arriveranno, non arriveranno, ecco, quando arriveranno e in che forma arriveranno? Perché alla fine non ho ancora capito. Prima ho ascoltato il tributarista, professore, che bisogna ascoltarlo molto bene, quindi ascoltate molto bene. È vero, sono stati messi 80 milioni di euro. 10.748 persone escluse, la media dell'indennizzo totale sono 7.000 euro a persona, quindi sono circa 70 milioni, ci siamo come... Ecco, il problema qual è? Che sono stati presentati tutta una serie di emendamenti da vari parlamentari che ringraziamo tutti i parlamentari che si sono adoperati, perché quando siamo partiti la cosa era stata dimenticata, fine 2024-2025 era stato tutto dimenticato. Quella bara ha fatto rinascere qualcosa, per fortuna. Però attenzione, queste 10.748 persone che qualcuno o loro hanno sbagliato la domanda, noi avevamo presentato degli emendamenti per errori, purtroppo, e anche altri per errori. Invece, cosa è successo? Che hanno fatto passare un super emendamento governativo che parla di incompletezza documentale e procedimentale. Cosa significa? Significa che viene levato via l'errore. Su questa legge, che è la legge FIR 145, è una legge bellissima, però su autocertificazione, cioè chi fa la domanda fa l'autocertificazione in base all'articolo 75-76 DPR 445 del 2000. Cosa significa? Che quando io firmo la domanda, se per caso c'è una virgola fuori posto, io sono soggetto a verifiche tributarie e fiscali dall'ultimo bonifico per 10 anni. Quindi chi ha preso nel 2013 e 2023 gli indennizzi 2023 l'ulteriore 10%, quindi ha portato a casa il 40% del costo di acquisto,
a 10 anni e verrà setacciato, perché le autocertificazioni in Italia, in base al DPR 445, sono tutte soggette a verifiche. Veniamo a questi. Questi hanno sbagliato la domanda. Attenzione, non è un problema di documenti bancari. Voi dovete farvi controllare da tributaristi, dalla A alla Z, le vostre denunce dei redditi, perché il problema dell'Italia è che uno onesto, se per caso un CAF o un commercialista sbaglia fargli una dichiarazione dei redditi o la sbaglia e poi non dice niente, siccome tutti gli indennizzi ricevuti da tutti sono soggetti a queste verifiche, ai 10.748 che adesso partirà questa diciamo possibilità di essere rivalutati, però purtroppo è incompletezza documentale e procedimentale, non c'è errore. Quindi se uno ha fatto l'errore, che è sempre soggetto a essere, perché sei consapevole di aver firmato l'autocertificazione, la verifica. Quindi quello che noi avevamo chiesto era di fare uno scudo fiscale per tutte le persone del FIR, perché questo è il dramma che i politici non sentono. E allora, sia chiaro, benissimo, è stato aperto. Noi volevamo 3 miliardi perché, cara Mirella, questo è un assegno circolare che ho fatto. Quando io dicevo che c'erano i 2 miliardi e mezzo nel 2017, professore, mi dicevano quello è un pagliaccio, ma tutti i politici. Poi si aggiungeva anche qualche associazione, però c'erano i 2 miliardi e mezzo e l'ho dimostrato. Adesso chiediamo 3 miliardi. Dopo partono con 2 milioni, poi 160, poi 150 e il governo fa 80 milioni. Però non mette errore, mette incompletezza. Cosa vuol dire incompletezza? Non cambiando la legge, io mi auguro che non facciano scherzi la nuova commissione, perché se bocciate anche una persona dei 10.748 non va bene. Allora andiamo a vedere i numeri, invece i numeri del reparto di riabilitazione del San Camillo e poi lo commentiamo con i nostri ospiti perché è molto importante anche capire, e lo sentiremo anche con Guerino Silvestrini e col professor Giacomazzo cosa ne pensa. Andiamo a sentire anche questi numeri. Oltre 8.000 pazienti nell'arco di 20 anni, ma sono le ore di degenza lo specchio reale dello sforzo compiuto, più di 198.000. I numeri sono quelli dell'unità di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale San Camillo di Treviso, che con un evento aperto al pubblico ha voluto celebrare questo anniversario incentrando interventi e testimonianze sul tema dell'umanizzazione delle cure. E in questi ultimi anni il nostro percorso, soprattutto dopo le problematiche del Covid, si è indirizzato a dare ai nostri pazienti qualcosa di più rispetto solo ai trattamenti riabilitativi. Abbiamo aperto dei laboratori di musicoterapia, medicina narrativa con l'aiuto di volontari e di giovani delle scuole che fanno il service learning e ci è sembrato un tema da condividere con tutti. I laboratori attivati con gli studenti del Collegio Pio X, volti e immagini ripercorsi in una mostra fotografica alle palestre riabilitative e poi un convegno terminato in un concerto con interventi e testimonianze sull'importanza del mettere al centro non la malattia ma l'uomo malato in tutte le sue sfaccettature, musica, arte, pittura come ritorno alla vita. Per noi hanno un triplice significato, certo quello terapeutico, ma anche quello di permettere a pazienti che hanno lunghi periodi di ricovero di trascorrere alcune ore lontani dalle palestre e dalle altre cure, e uno scopo importante è quello di favorire la socializzazione. Quello del San Camillo è stato l'unico reparto di riabilitazione del territorio rimasto Covid-free durante la pandemia per continuare ad accogliere in particolare i pazienti colpiti da ictus, ed è una realtà in ulteriore crescita, avendo ottenuto dalla Regione l'autorizzazione ad altri 20 posti letto. 2 decenni di grandi sforzi alle spalle e una giornata di festa, quella organizzata in collaborazione tra gli altri con Centro Marcabanca, servita innanzitutto per dire grazie.
grazie alle persone con cui ho la fortuna di lavorare, perché il lavoro della riabilitazione è un lavoro fatto principalmente in team, dove il lavoro principale viene fatto dai fisioterapisti, da logopedisti, terapisti occupazionali, neuropsicologi, ma anche OS e infermieri della riabilitazione, che sono infermieri particolari perché non solo curano il paziente nelle loro difficoltà, ma lo accompagnano nella quotidianità a recuperare i progressi che poi fa con gli altri colleghi. Allora sentiamo prima di Silvestrini, il direttore dell'area chirurgica proprio del San Camillo a Treviso, il professor Francesco Giovinazzo, ecco com'è la situazione, ecco come commenta questo servizio, l'importanza di un ospedale aperto, di un ospedale dove la gente si ritrova, che non ha paura di entrare, perché abbiamo il terrore noi degli ospedali, mentre cominciamo anche a capire che forse anche l'apertura di questi ospedali, concerti, convegni fa molto bene alla popolazione, alla comunità. Prego, professor Giovinazzo. Beh, intanto mi fai una sorpresa perché chiaramente io non sapevo di questo servizio quando sono venuto in trasmissione e mi ha fatto molto piacere rivedere il primario della riabilitazione, il dottor Andrea Beltramin, che è un eccellente professionista, oltre che essere una persona eccezionale e che diciamo in questi anni ha dato un grande lustro, no, alla riabilitazione del San Camillo. Però ti confesso che il San Camillo incontra il territorio l'ho inventato io l'anno scorso facendo un congresso sui tumori del colon retto. Mi ricordo. E ti dico un dietro le quinte. Allora, dopo aver fatto questo congresso, Beltramin venne da me e mi disse: guarda, è stato bello, è stata un'iniziativa molto interessante. Io ero appena arrivato perché tu sai, io ho girato un po' il mondo, poi non ho una tradizione trevigiana, vengo dal Gemelli di Roma, quindi ero arrivato qua, un po' mi dovevo fare conoscere, un po' dovevo conoscere chi mi stava intorno. Infatti a quell'incontro ci sono stati i primari di chirurgia di Conegliano, di Treviso, altri colleghi di oncologia, insomma è stata una cosa molto bella. E Beltramin dice: guarda, io ho visto la tua cosa, il tuo è stato bello, questo congresso, ne devo fare un altro simile l'anno prossimo. Dalla sua idea, devo dire, io ho collaborato dietro le quinte dandogli semplicemente dei consigli tecnici, perché diciamo che nella vita ho lavorato sempre in grosse istituzioni universitarie, ospedaliere, e quindi ero abituato a fare questo tipo di eventi che abbiamo continuato e stiamo continuando. Per esempio abbiamo fatto un incontro sulla robotica, sull'intelligenza artificiale quest'anno, dove abbiamo invitato degli ospiti internazionali. Abbiamo avuto l'onore di avere come relatore il professor Alfieri, che è stato il chirurgo del Papa, di Papa Francesco, che è venuto apposta a Treviso per fare la sua relazione al mio congresso, quindi diciamo anche questo un ottimo risultato. Abbiamo avuto il presidente dell'Associazione Internazionale dei Chirurghi per l'Intelligenza Artificiale, che è un chirurgo parigino ma cresciuto a New York, con tutto diciamo un suo vissuto particolare. Un bagaglio di esperienza non da poco. Stiamo facendo una serie di conferenze su dei valori etici, ne abbiamo fatto una sempre in occasione del 75esimo, ne faremo un'altra a breve e già stiamo programmando il congresso dell'anno prossimo, che si baserà, cara Mirella, vi do questo spot di anticipo, sulle fragilità. Perché tu devi sapere che io da quando sono arrivato dal 2020 fine 2023 ad oggi ho aumentato di più del 60-70% il numero di interventi per chirurgia del colon retto e delle metastasi epatiche. E siccome noi, sai, siamo un ospedale che non ha il pronto soccorso, no? non partecipa ai programmi di screening, come può anche essere giusto, nel senso che il programma di screening per il colon retto è centralizzato, funziona benissimo, è una cosa che, ecco, una nota positiva per rispondere a Silvestrini, no? Del sistema sanitario regionale Veneto. Dopo i 50 anni tutti i residenti in Veneto ricevono il test del sangue occulto, se è positivo vengono richiamati dalla struttura, dall'ASL, e vengono indirizzati ad un servizio di coloscopia per effettuare la coloscopia e poi eventualmente la presa in carico per il tumore del colon retto. Però è chiaro che per rendere questo sistema efficiente
non si può fare dappertutto e quindi ci sono delle centralizzazioni, no? Lo screening lo fa il Cafoncello, come è giusto che sia, e l'ospedale di Conegliano che però poi voi è avete ampliato ancora però di noi più. abbiamo ampliato di più, ma quello che voglio dire, l'abbiamo ampliato nelle persone sopra i 70 anni. Quindi la nostra popolazione chirurgica va dai 70 all'ultimo che ho operato prima di Natale, 94 anni, con risultati buoni. Chiaramente la chirurgia è qualcosa che come dire, ti dà delle soddisfazioni, ma può avere anche delle problematiche. E allora, sulla base di questo, sulla base di un invito che ho avuto l'anno scorso dalla Società Italiana di Chirurgia a fare una relazione sui limiti della chirurgia nel grande anziano, quindi parliamo di persone sopra 80 anni, il nostro prossimo congresso che stiamo organizzando sarà proprio sul paziente fragile, sulla fragilità e su tutto quello che concerne questo molto tipo importante e stimolante di gestione. anche veramente. Silvestrini, come commenta le parole del professor Giovinazzo? Voce, non si sente? Mi sente? Adesso sì. Allora, io mi congratulo anche col servizio che è arrivato prima del discorso del professore, che ci mostrava un'eccellenza nell'ambito riabilitativo, e mi congratulo anche assolutamente per la voglia di fare e organizzare eventi che incontrano la cittadinanza sulle eccellenze e sulle qualità dei più svariati professionisti o reparti che possono essere sia a San Camillo che nell'area pubblica, per la precisione il Cafoncello, Conegliano, Monte del Luna. Sono in tutta l'US2 o nella regione Veneto, seguo molto con attenzione questi eventi perché ci aiutano a capire branche di una sanità che funziona. Devo dire che in tutto questo, tornando alla domanda iniziale della preoccupazione per la questione infermieristica per quanto mi riguarda e anche medica, perché sappiamo che la carenza sta annidata in tutte e due queste aree professionali, devo dire che dobbiamo pensare a questa situazione di carenza che come dicevo prima, che poi si ribalta sulla qualità dell'assistenza, e quindi sta di fatto che meno professionisti, è un dato anche rilevato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, diminuiscono le cure e aumentano la possibilità di eventi nefasti a seguito di un ricovero ospedaliero, di una malattia grave, eccetera. Quindi il professore prima parlava anch'io, parlava anche lui della questione della crisi salariale, del problema salariale che è noto ormai e che attanaglia, come dicevo prima, le professioni sanitarie, e della crisi vocazionale. È chiaro che la soluzione assolutamente per quanto riguarda l'area infermieristica, è da tempo che la portiamo avanti, passa attraverso, come ben il professor sa, la creazione di un'area separata di contrattazione per gli infermieri, perché un contratto nazionale del comparto che ci mette insieme pari pari agli amministrativi, con tutto il rispetto per il personale e le attività che svolge il personale amministrativo, ma ci mette nella stessa lunghezza d'onda economico-salariale degli amministrativi, del personale di manutenzione, che, ripeto, sono delle professioni assolutamente degne di riconoscimento, ma che non sono accostabili alle professioni sanitarie, che hanno una loro peculiarità e hanno tutta una loro preparazione, formazione. Quindi la crisi vocazionale deriva assolutamente da tanti fattori,
infermieristica, parlo dalle progressioni di carriera che non ci sono. Sa Silvestrini che io sono molto ottimista, poi vedremo, naturalmente non avrà di sicuro la bacchetta magica il professor Gerosa, che è diventato assessore alla sanità, e io l'ho avuto ospite diverse volte e lo ringrazio, e posso assicurarle che lui ha sempre parlato, e l'ha detto anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto, che gli ospedali non sono fatti solo di mattoni, sono fatti di professionisti. Questo fa capire molto bene la realtà con la quale lui si scontrerà e cercherà di migliorare. Silvestrini, devo fermarla perché c'è una telefonata, poi riprendiamo. Abbiamo Marin, vediamo se è lui il Miatello, se è quello che penso io. Pronto? Pronto? Sì, prego. Pronto, buongiorno e auguri per il nuovo anno, signora Mirella. Buongiorno. Auguri a lei e ai suoi ospiti, tutto bene del mondo vi auguro. Tutto bene del mondo vi auguro, a tutte le persone per bene. Non lo so come ringraziare il signor Patrizio Miatello, che vedo che fa tanto che non fanno, che cerca di riparare cosa che hanno fatto i politici con il decreto salva banche, con la data di domenica 25 giugno 2017. Il signor Patrizio Miatello fa di tutto per salvare qualcosa di quella che ne hanno rubato le banche e i politici. Vi ringrazio, di tutto bene del mondo vi auguro alle persone per bene, e agli altri gli auguro tutto quello che hanno fatto agli altri. Io sono quella che ho preso dal film, neanche non ho riuscito a coprire le spese con gli avvocati per 2 processi penali, con le condanne di 6 mesi di reclusione, di lavori forzati, vi chiedo scuse. Sono stato praticamente umiliato, derubato, sacrificato, derubato e condannato, troppo amaro in bocca. Io ringrazio il signor Patrizio Miatello e tutte le altre persone delle associazioni che hanno fatto di tutto il possibile. Io ho fatto quello che ho potuto anni fa, e vi ringrazio, tutto bene del mondo, signora Mirella e tutti i suoi ospiti e tutti i suoi colleghi. Grazie caro Marin, grazie veramente. Ecco, ricordiamo questo uomo che ha cercato, ecco, fino all'ultimo di avere almeno il rispetto che doveva. Invece si parlava prima col professor Giacomazzo, quando Giovinazzo, professor Giovinazzo ha detto una cosa importante: faremo un referendum o un convegno sulle fragilità, forse sarà da fare anche un referendum, sì, no, ma soprattutto è facile prendersela con il fragile è con le spalle al muro, il fragile non si presenta con gli avvocati, col foro di avvocati, ecco, come fanno anche diversi politici che non si presentano neppure ai processi, hanno cariche molto importanti, poltrone molto importanti, e lui, solo perché cercava di consegnare una lettera al nostro presidente Mattarella, è stato preso dai carabinieri perché sembrava fosse un terrorista. Lui voleva solo consegnare la lettera, e questo avviene perché lui è fragile, non è un potente, non ha una cerchia di supporto politico. Io questa lettera, dico la verità, lo sa Miatello, quanto ho detto a Miatello, cerca di stare vicino a questo uomo che veramente lo hanno distrutto in tutti i sensi, ancora alla forza di ringraziare chi l'ha aiutato. Prego Miatello. Sì, saluto Marin. Ecco, Marin è un esempio, uno dei tanti esempi di fragilità, nel senso, lui dovrebbe essere forte, ma quando qualcuno gli ha portato via tutto e poi viene anche umiliato, e dopo anni di combattimento uno si rende conto che la giustizia non funziona, a livello giuridico non funziona, perché la gente ha speso soldi, perché il signor Marin è tra i fortunati, perché fra queste 10.748 persone io ho visto casi di persone che sono state devastate, gli hanno portato via la casa, gente che ha pagato 100.000 euro di avvocati, ha perso le cause e poi gli ha sbagliato anche a fare la domanda al FIR. Questo è successo. Io le chiedo, sono stato contento che lei ha parlato delle fragilità 94 anni. Lei è una persona, la vedo dagli occhi,
nel suo convegno alzi un po' l'asticella. Io ho mio padre che ha 91 anni e mia mamma che ha 91 anni. Ogni volta che li porto in pronto soccorso dico: ma cosa vuole mia tella? Ormai hanno 91 anni. Ma scusatemi un attimo, io vi chiedo, cioè, alziamo un po', perché la fragilità anche con i risparmiatori dovremmo combattere, perché noi vogliamo il 100% dei risparmi, perché parliamo dei risparmi, del capitale, cioè uno ha lavorato una vita e gli portano via tutto. Giulia Lei capisce, da Venezia, poi continuiamo, vai Giulia. Fermo, vai Giulia. Mirella cara, ciao. Mirella, buongiorno a tutti e anche ai tuoi cari ospiti che hai là e anche al presidente Miatello. E allora, mi hai sentita fino adesso, Sì, Mirella? sì. E allora, Mirella, volevo dire che innanzitutto saluto tanto anche il signor Marin, che si merita i saluti perché lui è una persona onesta, è stato derubato, maltrattato, denunciato, che rischia anche il carcere. Tanti auguri, signor Marin. E dopo, Mirella, e volevo dire che il dottor Miatello ha detto che non ci sono i soldi. Ci sono, dottor Miatello, ma sono spesi in balle per i loro affari, perché invece di fare il bene fanno i loro affari e poi i loro stipendi e li spendono in modo sbagliato. Adesso mercoledì, Mirella, comincio le terapie e sono soldi, sai, Mirella. Con la terapia della ginnastica e quella della... ho 50 euro a volta, a 2 volte alla settimana, per carità. Ma loro non si prendono cura di noi, Mirella, soltanto per i loro affari. È una vergogna, Mirella, con tutto quello che sta succedendo, perché i soldi li trovano per le bombe, per le armi, per uccidere le persone. Allora vi faccio tanti auguri anche di buon anno ai tuoi ospiti che hai là tutti. A te, Mirella, soprattutto per tutto quello che fai, che sei una persona meravigliosa, Mirella. E vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata e ciao Mirella. Grazie cara Giulia, siamo in tanti che cerchiamo veramente di aiutare le fragilità, cosa non semplice, ecco, specialmente quando ti scontri con la politica che sente ma non ascolta, per cercare di trovare veramente una via di uscita. Tanto è vero che anche questo Natale io ho sentito e ho visto tanta ricchezza, tanti soldi, ho visto pochissimi parlare di povertà, parlare di code fuori, anche in città molto importanti, cito Milano, code e code di persone, e non sono barboni, sono persone che lavorano o hanno perso il lavoro, non ce la fanno e dormono per strada molti. Ecco, io penso che qualcuno deve prendere in mano questa situazione, specialmente la politica che ha i soldi. Avete sentito, in regione hanno trovato un tesoretto di 1 milione che non è stato speso per la comunicazione, e Alberto Stefani, il nuovo presidente, ha capito invece l'importanza di investirlo sulla sanità. È stata la prima cosa che ha fatto e penso sia di buon auspicio. Allora, cosa ne pensa, ecco, professor Giovinazzo, di questa situazione? Come abbiamo sentito anche da Silvestri, una cosa, ecco, che forse deve far riflettere, perché le fragilità non possono aspettare in eterno, hanno bisogno di risposte immediate. Abbiamo una popolazione sempre più diversamente giovane, purtroppo le patologie vengono quando sei diversamente giovane, e allora come fate? Cioè, non è che possiamo aspettare che qualcuno riesca invece che sentire e ascoltare le necessità di questa popolazione. Prego, professore. Allora, domanda che apre un mondo, nel senso, intanto, come diceva l'amico Miatello, sui 91enni, 90enni non c'è più niente da fare. Permettimi una digressione, diciamo, tecnica, ma che cerco di spiegare in parole semplici. Allora, intanto ci sono dei dati. Per esempio, voi sapete che diciamo, l'attesa di vita media, no, nel passato era stata messa a 65 anni. Questo l'aveva fatto Bismarck.
no? Perché l'aveva fatto sulla base delle pensioni, dell'introduzione delle pensioni. Quindi diceva, l'attesa di vita media è 65 anni, a quanti anni uno deve andare in pensione, eccetera, eccetera, eccetera. Ora in Italia, questi sono dati dell'OMS, l'attesa di vita media di una persona è di 82 anni, quindi noi viviamo di più, è un fatto. Il problema è, viviamo di più, viviamo meglio o viviamo peggio? Quindi come ci arriviamo a questi 82 anni? E questo è un altro concetto importante, cioè l'età anagrafica è diversa dall'età biologica, perché io posso avere un 83enne che va a fare, e non lo dico con, come dire, così, tanto per dirlo, ma perché in realtà che va a fare la maratona di New York, no? E quindi una centenaria che ancora lavora all'orto. Esatto, o lavora all'orto, come succede in pazienti che vengono da me, oppure posso avere un 82enne con tanti problemi di salute, quindi con l'Alzheimer, col bypass, con la pillola per la coagulazione, eccetera, eccetera. Queste sono due persone che hanno la stessa età anagrafica, ma che hanno un'età biologica completamente diversa. Quindi come ci comportiamo? Ci dobbiamo comportare in maniera diversa. Introduciamo un altro concetto ancora rispetto a questa cosa qua. Io ho lavorato per tanti anni in Gran Bretagna. La Gran Bretagna è un paese che basa, diciamo, la gestione della sfera sociale, quindi anche sanitaria, sul principio della produzione. Quindi il senso qual è? Io ti curo, diciamo, ti do assistenza, ti do tutto quello che ti serve in termini di supporto, soprattutto sanitario, se tu puoi essere rimesso al lavoro. Cioè, ti opero, perfetto. Qual è la possibilità che tu torni a lavorare? Quindi, diciamo, mentre in Italia il concetto è completamente diverso, perché noi abbiamo una tradizione, fortunatamente, permettimi, cattolica, che in questo, diciamo, anche per i non cattolici è stata una fortuna, in cui il nostro principio si basa sulla vita. Quindi io curo una persona sulla base del fatto che gli posso dare anche un secondo in più di vita, o che almeno posso alleviare le sue sofferenze. Quindi due modelli completamente diversi. Dobbiamo scegliere verso quale vogliamo andare. Fermo un secondo perché abbiamo Giusy da Dosson, poi continuiamo. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. E ora Mirella, l'altro giorno che ho fatto gli auguri al professor Gerosa, mi spero però che anche se sei stato eletto assessore alla sanità regionale, che continui a fare un po' il suo lavoro, perché manca una personalità altrimenti all'ospedale. Penso proprio che faccia ancora il chirurgo. Vi ringrazio. Sì Giusy, ti posso assicurare che ha detto soprattutto che curerà le fragilità. Questa è stata la dichiarazione che ha fatto proprio l'altro giorno. Farò l'assessore alle sanità ma curerò le fragilità. Questa la dice lunga su quello che sarà il percorso, che io non finirò mai di ringraziare questa persona che ho avuto l'onore di avere ospite e che forse ha capito, professor Giovinazzo, che dobbiamo aprire di più gli ospedali, come ha detto lui e mi ha dato ragione. Ho detto dobbiamo aprire di più i giovani, fargli entrare di più, farli toccare come hanno la realtà. Forse avremo più medici, avremo anche più infermieri, futuri medici, perché forse dobbiamo intrigare di più chi va a pensare. Eppure dobbiamo aprire, perché il profumo dell'ospedale, professor Giovinazzo, lo dico anche a Silvestrini, è un profumo diverso, non è il profumo della strada, è un profumo dove tocchi con mano la disperazione ma anche la speranza, dove puoi essere intrigato dalla grande anche tecnologia robotica che c'è all'interno. Forse dobbiamo portare questi ragazzi, tanto è vero che il professor Gerosa ha detto ha ragione Mirella, e se qualcuno le dice che lo facciamo già, dica che ho detto io che forse dobbiamo farlo di più, non lo facciamo abbastanza. Cosa ne pensa professore Giovinazzo? Guarda, tu oggi mi stai tirando fuori tutta una serie di idee in corso, perché un'altra cosa che sto provando a fare, devo dire, questa diciamo è una idea embrionale. Io vorrei portare la testimonianza mia come chirurgo nelle scuole,
quindi nei DJ, spiegare perché io ho deciso di fare il chirurgo, qual è stato il mio percorso, perché alla fine io ero una persona normale, magari anche un po' scapestrata se vogliamo, diciamo, che ho dato i miei problemi ai miei genitori, però che a un certo punto mi sono innamorato di questa cosa, no? E pensavo, diciamo, anche a un titolo, ho fatto tutto per passione, no? Quindi questa passione, questo amore per la persona, per l'essere umano, per la solidarietà, per l'aiuto, perché se vogliamo in questa professione c'è tutto questo, non c'è solo il gesto tecnico, chirurgico, che è sempre qualcosa che ti sfida, che ti mette alla prova, che ti dà una tensione emotiva importante, che ti dà una grossissima responsabilità di fronte a chi tu hai diciamo nelle tue mani e che devi aiutare. Ma c'è tutto un mondo intorno, ci sono anche, per tornare agli infermieri, il mondo che ti circonda, le passioni, le tensioni, le frustrazioni del tuo team, che è fatto di medici, di infermieri, di OS, anche di personale amministrativo, e che tutti vanno riconosciuti, no, nel loro ruolo, nella loro dignità professionale. Ma soprattutto dobbiamo intrigare i giovani, perché il futuro è nelle loro mani e noi abbiamo bisogno dei giovani. Sentiamo come commenta Silvestrini, come ci saluta, ma il tempo è finito. Prego Silvestrini. Cercherò di essere rapido. Allora, hai toccato questa questione dei giovani, dell'attrattività alla professione dei giovani. Allora io mi sposto su questa, all'attrattività verso la professione infermieristica. Innanzitutto parlo da un'esperienza personale di 40 anni di attività ospedaliera come infermiere, e quindi ho conosciuto la professione e la conosco perché sono ancora qua a difenderne i valori. La questione dell'attrattività dell'area della professione infermieristica, come abbiamo ribadito più volte, passa attraverso sicuramente la questione salariale, ma non solo. La formazione che è un obbligo per gli infermieri, per i professionisti, infermieri, ostetriche, per le professioni sanitarie, è a carico di costi e di tempi pressoché del singolo. Quindi per dire, noi al nuovo prossimo rinnovo contrattuale chiederemo che la formazione sia ricompresa nell'orario di lavoro, visto che è obbligatoria, e quindi ci sia l'orario di lavoro e l'orario della formazione, perché è molto importante. Quindi l'attrattività passa a dei giovani anche attraverso la riproposizione, chiamiamo, delle borse lavoro, borse di studio per i tirocini. Quando io ho fatto il tirocinio da infermiere, ed erano 50 anni fa, sono passati tanti, e c'era la borsa di studio, le scuole erano regionali e aziendali, c'era la borsa di studio, cioè per chi faceva il tirocinio c'era un aiuto economico, un sostegno economico, che sarebbe altrettanto importante oggi per le famiglie che diciamo inoltrano i loro figli alla carriera infermieristica, alla professione infermieristica. Quindi la reintroduzione delle borse di studio per i tirocini anti-infermieri per me diventa una priorità in termini di attrattività. Poi il riconoscimento del lavoro usurante non è avvenuto. Volete dirmi che il lavoro del turnista infermiere non sia un lavoro usurante? E come dico, se non so se sto nei tempi, la soddisfazione nell'attività lavorativa che deve esserci, la voglia di lavorare accanto al paziente che deve esserci, che per me c'è stata sempre per i miei 40 anni, deve continuare ad esserci, ma l'infermiere, l'allievo infermiere, poi l'infermiere deve essere trattato
da professionista e sì, non perché noi li da prepariamo. Grazie Silvestrini, veramente grazie di essere stato con noi, mi fa molto piacere averlo avuta ospite, perché stiamo parlando di persone competenti che sanno di cosa si parla, che sanno l'importanza di questa figura. Io devo dire la verità, Silvestrini, lo dico anche a Giovinazzo, professor Giovinazzo, io quando entro negli ospedali io vedo della gente preparata, qualificata, i giovani hanno una sensibilità incredibile, io vedo questo, è inutile che mi vengano a dire che non è così, che gli infermieri prima di bere un caffè deve pensarci 1500 volte prima di assentarsi dal posto di lavoro e se riesce anche ad andare a prendere il caffè, perciò cerchiamo di capire che delle volte questo campanello deve essere suonato proprio nella maniera corretta e giusta, perché dobbiamo solo dire grazie e veramente grazie a queste figure. Grazie veramente a Silvestrini di essere stato con noi, a Guerino Silvestrini, coordinatore Treviso Nursing, di essere veramente una persona che sta cercando anche lui di portare questa famosa goccia nell'oceano con la sua competenza. Allora, professor Giovinazzo, come ci saluta, cosa ci dice, ecco, con quale prospettiva, esempio ci lascia? Ma io vi saluto intanto con un messaggio di speranza, nel senso che non c'è stato mai un periodo nella storia in cui andava o tutto bene o tutto male. La storia va vissuta per quella che è. Ci sono delle sfide, sono delle sfide importanti, il mondo sta cambiando molto velocemente, ma noi non dobbiamo perdere il nostro orizzonte. L'orizzonte della sanità rimane la persona, rimane l'essere umano, rimane la cura e questo può essere fatto solo attraverso lo sforzo e l'armonia di un gruppo in cui gli infermieri, per tornare a Silvestrini, sono parte fondamentale, sono il cuore pulsante di questo gruppo. Anche lei quando va in sala operatoria non è da solo, ma c'è un'equipe, una squadra che lavora assieme ed è molto importante perché la squadra fa sì che l'intervento riesca bene, o sbaglio, professore? È sempre così, è il team che vince. Io dico sempre che i mondiali non li vince chi segna il gol, ma gli 11 che sono in campo. È vero, ed è proprio così, veramente. Grazie al professor Francesco Giovinazzo, direttore area chirurgica San Camillo Treviso, di essere stato con noi. Il Miatello si ferma ancora, pubblicità. Grazie Silvestrini. E abbiamo aperto questa ultima parte con Sinfonie di un dono per ricordare il nostro Tullio Giacomini, questa meravigliosa orchestra di ragazzi dei 14 ai 25 anni che avevamo, che non c'è più, perché non è stata supportata. Ecco, Tullio ha sempre cercato, Tullio Giacomini, questo grande uomo che aveva fatto delle fragilità il suo obiettivo di aiuto nella vita. Ecco, è sciolta perché
non ha trovato supporto. Ne parleremo con un ospite graditissimo a Mirella, che è il maestro compositore nonché direttore d'orchestra Gianni African. Grazie veramente di essere qui, Gianni, ti ringrazio di cuore perché volevo ricordare anche questa figura a me molto cara, era un amico, è venuto anche in trasmissione, saluto anche la moglie e le figlie, ha cercato di far sì che questi ragazzi avessero un punto di riferimento, un obiettivo, cosa può fare l'arte, la musica, la bellezza, eppure non è stato così. Allora cosa vuoi dire? Ci conoscevamo Gianni? fin da bambini con Tullio, perché abitava vicino a casa mia, quindi con Tullio, con suo fratello Mario, eravamo molto amici, ma ci vedevamo anche spesso, tra l'altro. Parlavamo di musica perché lui era molto appassionato e molto presente nel supportare questa orchestra, questa grande persona davvero. Cosa dici di questa orchestra che è stata chiusa perché non ha trovato il supporto, una sede dove suonare? Lui diceva non è quanto il lato economico, mi sono sempre arrangiato nella vita, era appunto un luogo anche di aggregazione, di fare squadra, ad esempio anche col Manzato, lui diceva non ci vogliono, non riesco a fare squadra, Mirella, dicono che non ci conoscono, io ho bussato invece a tutte le porte, prego, tu ne sai qualcosa Gianni African? Vergogna, non ho altre parole da dire, perché è vergognoso che si sciupino talenti, che si sciupi la cultura, che si sciupi per fare altre cose che non servono assolutamente a niente, che non danno, che non portano che non creano quella empatia tra la gente, sarà perché io ritengo che la musica sia il maggior veicolo di empatia, di colloquialità, ma purtroppo non la pensa così nessuno di chi conta. Mi sembra che anche tu, il premio che hai ricevuto, un premio importantissimo, è stata l'America che ti ha premiato, non di sicuro l'Italia. 8 ne ho ricevuti. Ecco, sentite? 8 premi. Come mai l'Italia fa così fatica a riconoscere questi artisti che abbiamo la fortuna di avere, Gianni? Perché la cultura non è considerata una cosa primaria, non è considerata primaria e quindi non si investe? No, la parola cultura viene recepita come che rottura di scatole, la cultura. Invece guarda, ho fatto l'altro ieri sera sono stato in una villa Selvatico, la conosci? Sì. Dove ho portato un mio pianista bravissimo, ho fatto un concerto per pianoforte, era pieno così, 120 persone, spaziando dalla musica del Settecento fino a Morricone, un concerto magnifico, ha avuto applausi a non finire. Allora quando vedo che la gente comincia a partecipare, a godere della musica, dico mi si accende una speranza. Speriamo speriamo se anche la speranza sentiremo da Paolo Battistini, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Dopo tutto quello che abbiamo sentito che è successo, stiamo perdendo questi giovani in maniera incredibile, non solo sulle strade. Avete visto cosa è successo in Svizzera, in questo locale. Ecco, come hai vissuto questi momenti? Tu che sai cosa vuol dire, tu hai perso un figlio, sai di cosa si parla, però non c'è niente da fare. L'alta velocità di questi ragazzi non riusciamo più a controllarli, questa adrenalina che si sentono così padroni di questa vettura che guidano, ma non è così. Poi abbiamo visto cosa succede. Prego Paolo, ti ringrazio di essere qui. Niente, grazie a tutti voi, grazie anche dell'invito. Cosa vuoi? Riferendomi un po' a questa purtroppo drammatica strage che è stata compiuta in Svizzera, sono cose che sono inaccettabili, perché per una famiglia, per un genitore, vivere la morte di un figlio è una cosa più straziante che possono subire. Purtroppo, senza andare nei particolari quant'altro, lì ci sono delle responsabilità ben evidenti. Comunque guardavo anche un po'
degli articoli di giornale, quant'altro, girava molto alcol, soprattutto nei minorenni. Si distribuisce alcol ai minorenni in quantità esagerate, in quantità anche perché è vietato, e per cui ecco un mix micidiale che ha, diciamo, fatto sì che purtroppo la strage non si è potuta evitare. Purtroppo ecco, la maggior parte dei giovani sono le nostre risorse, e noi le perdiamo tra un motivo o l'altro. La strada è, diciamo, la principale causa di perdita di questi giovani. E poi ecco, purtroppo non si fa la particolare attenzione, diciamo, a questo evento. La strage stradale è ancora sottovalutata in molti aspetti. E purtroppo questi Paolo, sono quello che volevo anche chiederti, Paolo Battistini, è che qualcuno dice: Mirella, non si rendono conto del pericolo, non lo vedono. Noi abbiamo visto anche all'interno di questo locale, con il fuoco che veramente si era propagato, che loro continuavano a ballare, continuavano a filmare con i telefonini. Ecco, questo DJ che doveva filmare la musica, secondo me riusciamo tutti, c'è qualcosa che non torna. Ma si può forse parlare di un business che supera i limiti della legalità, dell'etica, come hai detto tu? Ma come si fa a dare così tanto alcol ai minori perché bevevano, si vedeva queste bottiglie che andavano con queste scintille? Paolo, non si fermano, parliamo dell'Italia, ma mi sa che tutto il mondo è paese. Prego. Tutto il paese in questo senso. Ecco, comunque ecco, non c'è la dovuta informazione, perché ragazzi di 15-16 anni hanno il mondo in testa, e quindi a volte non si rendono conto, per cui devono essere informati su tutto quanto. Sui pericoli purtroppo manca la percezione del pericolo, però non solo nei giovani, ma manca la percezione del pericolo anche negli adulti. Io vorrei anche leggerti un commento di un genitore dopo una strage stradale che un ragazzo ha ucciso un suo coetaneo, diciamo, sotto l'effetto di alcol. Dice: mio figlio non è un criminale. È logico che non è un criminale, però si è messo in condizione di poter far del male alla gente e anche a se stesso. Per cui ecco, non c'è questa percezione del pericolo in cui si incorre, e per cui ci vuole informazione. Ci vuole formazione e informazione a tutti i livelli. Questo è che purtroppo manca in Italia. Patrizio Miatello, formazione, informazione, ma anche quando entri nelle banche, ecco, devi essere preparato, perché intanto scrivono talmente piccolo che delle volte ci vuole la lente di ingrandimento per capire cosa stai leggendo, E poi dobbiamo girare, appunto, andare all'interno della banca con un commercialista, perché ormai la situazione è diventata veramente ingestibile, non è facile. A chi do i miei soldi, come vengono spesi, dove vanno a finire. Ecco, come abbiamo visto poi, ecco, tu hai creato questo, sei stato proprio, hai avuto un ricercatore instancabile finché hai trovato questi soldi dormienti, questi fondi dormienti che sei riuscito a tirare fuori, ma non basta. Poi la burocrazia, le leggi, e intanto chi li ha persi e ci si gira pagina. Cosa vuoi dire, Miatello? Non basta. Diciamo che la sfida per il 2026 è molto ardua, ma noi siamo qua pronti per andare avanti. Allora, per quanto riguarda quello che succede nel sistema bancario, saremo auditi, spero, a febbraio in Commissione Banche parlamentare dal senatore Zanettin, dal Presidente, e là diremo che secondo noi il problema che abbiamo vissuto con le banche venete e le altre 9 centro-sud, perché prima la signora Milena ha ricordato che ci sono anche altre banche, quindi sono 11 le banche, non è solo le venete. Il problema è, ma di questo che è successo abbiamo imparato qualcosa? No, perché 2024 FV Assicurazioni ha spazzato via 400 milioni di risparmi a persone dai 18 a 30 anni che facevano una pensione integrativa. Fortunatamente la commissione parlamentare, che è iniziata a gennaio del 2025,
quando inizialmente diceva no, noi abbiamo il mandato solo per il presente e il futuro, e il passato. Fortunatamente la Commissione ha messo a ordine del giorno FV Assicurazioni, che ha sede in Belgio, e la notizia è che questi piccoli risparmiatori portano a casa almeno un 20-25%. Ma allora, perché bisogna arrivare? Tu porti via tutto il sistema e dopo per fortuna che mi dai un 20%. Questo è... Poi si è riusciti a far partire il FIFOI, che è il fondo, vi ricordate? Parmalat, Cirio, Bond argentino. Ecco, adesso teoricamente è partito con 204 milioni sempre dai conti dormienti. Per fortuna che non ce n'erano più di quei soldi. E allora, 204, adesso ne tirano fuori in altri 80. E io dico, ce ne sono 3 miliardi. Allora, o cambiate il sistema e fate delle leggi che tutelano al 100% chi risparmia. Cioè, qua si cancella tutto, finisce tutto, non ci sono risorse. Mi viene in mente l'orchestra. Cancellato tutto perché la politica non fa la politica. La politica deve fare quello che abbiamo fatto noi come cittadini. Se ho trovato io i conti dormienti, io non posso inginocchiarmi ogni volta e dire ci sono 3 miliardi, perché dobbiamo cancellare persone come Marin? Perché dobbiamo cancellare e poi mi fai una legge, questa legge, che c'è tutta la ripercussione tributaria, che se uno ha sbagliato il commercialista paga comunque chi ha firmato la domanda. Ma ci rendiamo conto che siamo alla follia? Allora, in Commissione Banche noi andremo guerriti, perché uno che risparmia, no, io devo imparare a fare l'educazione finanziaria. Io vado dal dottore, dal professore, non è che devo informarmi su come mi devo farmi operare. Se vado in banca io devo essere tutelato dalla Costituzione, che è l'articolo 47. I conti dormienti ci sono per salvare tutta sta gente, creiamo meno pressione sociale, perché poi è il professore che si trova tutta la gente in ospedale. Io vorrei andare sotto sotto. I problemi psicologici della gente sono legati purtroppo a un fattore economico. Ma scusa un attimo, mi viene anche come il dopo di noi che hanno creato i genitori di ragazzi diversamente agili. Non è che poi dovevi essere tu a trovare i fondi dormienti, c'era qualcuno altro pagato da noi che doveva trovarli. Sì, che dopo... Ma se qualcuno invece che si chiama Patrizio Miatello, forse questi fondi non si sarebbero mai trovati. Ma non ci sono solo io, c'è tanta gente, cioè io non sono io ho avuto l'idea, ho la passione, metto la faccia, però quando io prendevo da pagliaccio, da buffone per i conti dormienti, perché erano dentro il sistema bancario, e riprenderò da buffone. E i meriti, lei è stato premiato in America. Nessuno la premia in Italia, sa perché? Perché i meriti in Italia non esistono, vengono presi solo per un discorso politico. Ecco, quello che abbiamo fatto noi con i conti dormienti è il primo, unico fondo al mondo che ha rimborsato azionisti trasformati da soci, trasformati in azionisti con soldi non pubblici. Cioè, ma ci rendiamo conto cosa abbiamo fatto noi? Primo e unico fondo al mondo. Pensa che lei, qualcuno mi ha chiesto dei meriti che non voglio. Gli unici che mi hanno portato in televisione, che abbiamo fatto una diretta televisiva, è stata Rete Veneta, il direttore Bacialli, che ha tagliato questo evento, che era impossibile, perché loro l'hanno vissuto. Però io questo dico. Allora, siccome che la politica va tirata, deve lavorare. Deve lavorare se no per non riesco noi. ad andare avanti con gli altri ospiti. Allora, Gianni African, come commenti questa bellezza, questa creatività che abbiamo nel DNA noi italiani? Non c'è niente da fare, ce l'abbiamo, gli altri possono copiare, ma la creatività è nostra. La musica è nata in Italia, abbiamo i più bei teatri, eppure non si fa ancora fatica. Ma è la politica che deve regolamentare la vita dei cittadini. Se no, a cosa serve la politica? Appunto. È la politica che deve regolamentare tutta la vita dei cittadini in ogni suo aspetto.
Se manca quello, ci vogliono persone, dei privati, delle persone che si occupano di queste cose per passione e per senso civico, si occupano di queste cose e le fanno emergere. Se non ci fossero persone così non emergerebbe niente, sarebbe tutto, e i poveri risparmiatori l'hanno preso nei denti. Che si arrangino. E a proposito di questo, che restiamo sempre un po' in tema, ti devo portare un messaggio. Ti porto un messaggio che ho sentito ieri al telefono, mia sorella Laura, e mi ha detto tanto di salutarti. Grazie, che grazie. adesso lei parte per l'Africa domani o dopodomani, perché inaugura la scuola per i bambini che ha fatto lì. Ecco. E ringrazia Mirella che quando torna porta il filmato della scuola, che anche tu hai contribuito. Lo faremo vedere sicuramente. Lo faremo vedere sicuramente. Ti ringrazia e ti saluto. Grazie a Laura Efrichian, grazie Laura. Quindi... Un grande abbraccio Laura, continua così, ecco, una donna, veramente si parlava prima dell'età col professor Giovinazzo, c'è l'80enne ma c'è anche un altro 80enne, c'è quello che biologicamente non ha 80 anni e c'è l'80enne che invece di 80 ne ha 120, perciò l'età biologica di Laura Efrichian è un'altra età, non c'è niente da fare. C'è un 80enne che ne dimostra 40, che si sente un ragazzo, e c'è un 80enne che è il fratello. Già. Allora, Paolo Battistini, cosa vuoi dire tu invece questi ragazzi che stanno buttando la vita? Pensa che proprio la scorsa settimana ho avuto un uomo cieco, è diventato cieco a 30 anni, perciò l'ultimo appello che ha fatto ha detto: ragazzi, ma volete capire la fortuna che avete di alzarvi il mattino e di vedere il sole, la luce, la pioggia? Io non vedo più niente e questo mi è capitato a 30 anni. Pensate che trauma, eppure l'ho superato uscendo di casa, cercando di incontrare la comunità che mi ha aiutato, e adesso grazie a questa associazione riesco a vivere una quotidianità come voi. Riflettete, ma perché non c'è così rispetto per la vita? Anni e anni che andate nelle scuole ma non si riesce a entrare su questa... Ma sono giovani, qualcuno ha detto, chi non ha avuto 20 anni, chi non ha superato l'asticella. Prego Paolo. Sì, ecco, tanto per riallacciarmi un po' alla musica, io dico a volte ai ragazzi che incontro nelle scuole che ubriacatevi di musica, ubriacatevi di sport, lasciate stare l'alcol, le droghe e quant'altro. Io ho avuto 2 figli, tranne diciamo quello che purtroppo mi è mancato per l'incidente stradale, ma ne ho avuto un altro. Ecco, hanno fatto tutti e 2 il conservatorio, avevano uno flauto, un altro la chitarra, per cui ecco, la musica è una cosa che condivido appieno, diciamo, anche quelle che è stato detto fino adesso, perché è sottovalutata, non è valutata attentamente da parte di tante persone, ecco, perché la musica è vita, è serenità, dà, diciamo, empatia e quant'altro, ecco. E quindi ecco, ai ragazzi mi rivolgo molto spesso con queste parole, un po' alla fine. Ubriacatevi di musica, ubriacatevi di sport, per fargli capire che la vita vale. Quando manca la salute, quando non siamo più in grado di gestire i nostri movimenti, la nostra mente, il nostro intelletto e quant'altro, è tutto perso. Io faccio vedere dei filmati, diciamo, di ragazzi che sono rimasti disabili in carrozzina e quant'altro, per far capire che dopo è finito tutto, dopo non si ritorna più indietro, non c'è il tasto che si può riavvolgere il nastro. E io vedo attenzione in questo, è che purtroppo si fa quello che si può, non c'è un'informazione, un'educazione, diciamo, organica, si va in 10 scuole e se ne lasciano 100, questo è un po' il problema. Paolo Battistini, ma a livello europeo come vi muoverete questo airbag che abbiamo la fortuna di avere ma che non è obbligatorio? Ecco, come vi state muovendo e cosa pensate? Adesso abbiamo raccolto le quasi 60.000 firme che abbiamo raccolto in questi anni, poi anche altre in presenza, quant'altro. Ecco, si rivolgeremo a qualche politico europeo per far capire, diciamo, l'importanza di valutare l'obbligatorietà anche di un sistema, se non è una tuta airbag, magari l'obbligatorietà di un giubbino airbag che ancora diciamo, sono in funzione.
attualmente, perché la vita umana va tutelata in tutti i sensi. Un errore umano deve essere, diciamo, garantito dalle infrastrutture. Il fenomeno degli indumenti sulle moto, guanti, tutte protettive, casco e quant'altro è essenziale. E per cui cercheremo di far capire questa cosa e vediamo. Abbiamo raccolto queste quasi 60.000 firme, adesso conteranno qualcosa, diciamo. Ecco, Grazie Paolo Battistini, devo correre perché sono in chiusura. Grazie a Paolo Battistini, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, di essere stato con noi. Facci sapere. Gianni Africano, come ci saluti? Buongiorno. No. Vi saluto dicendo che io sono un po' disperato per come vanno le cose, non solo in Italia ma nel mondo. Sono un po' disperato di questa umanità, perché l'umanità, le persone prese singolarmente sono tutte brave, tutte buone, tutte... Quando sono una massa diventa... tutto fumoso, per cui il mio invito è, proprio perché vogliamo che sia il governo a gestire le nostre vite, la nostra sicurezza, i nostri risparmi, il nostro benessere, come possiamo fare noi per fare questo? Andare a votare, perché votate per qualsiasi partito, per qualsiasi, ma votate, perché è solo la partecipazione che può portare la politica a fare qualche cosa di veramente positivo. Per fortuna ci sono persone così ancora che almeno in qualche maniera tentano di far emergere. Grazie a Gianni Africano, maestro, compositore, direttore orchestra. Velocissimo, Miatello, un saluto. Io non sono musicista ma sono artista dentro. Velocissimo. Allora, la riapertura 120 giorni è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° gennaio 2026, quindi entro i primi di aprile partirà il FIR, i 10.748. Lo stesso per il FIFOI, entro marzo il MEF, cioè il Ministero Economia e Finanze, farà ripartire il fondo per Parmalat e bond argentini. Vi do appuntamento quando andrò in commissione, perché ho trovato i 334 conti intestati a Banca Popolare di Vicenza e i liquidatori davanti a commissione hanno dichiarato che mi avevano risposto e non è vero. Quindi ne vedremo delle belle e risveglieremo tante cose in Italia. E qui abbiamo anche un maestro di musica, metteremo anche la musica. Voglio venire anch'io quando verrà lei. Grazie anche a Patrizio Miatello, grazie a tutti voi, grazie al maestro Gianni Africano, grazie a Paolo Battistini. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Grazie. E poi domani c'è l'Epifania e questa sera il musical al Conegliano. Merci. Ecco il furgone che sta arrivando. Volontario è andato a prendere Claudia, che è stata dimessa dopo un mese di degenza, che era a pezzi. Ecco Claudia, ciao, ben arrivata. Ciao. Come va? Bene. Sono contenta. Vieni. Allora, Claudia è arrivata dall'ospedale dopo un mese perché, come ripeto, era a pezzi, e adesso assieme a lei faremo un percorso per cercare di inserirla sia nel lavoro, una vita più dignitosa. Vieni. Siamo arrivati del Banco Solidale, dove era arrivata Claudia. Siamo andati a prenderla a Verona. Claudia è rimasta ricoverata per un mese, era a pezzi. Claudia naturalmente non ve la faremo vedere per una questione di privacy, perché Claudia ha molti problemi, specialmente di salute, però la stiamo mettendo in piedi grazie al vostro aiuto. Adesso andremo a prendere le chiavi dell'appartamento che le è stato assegnato, doverosamente, perché se lo meritava, perché è un'emergenza assoluta, l'emergenza di Claudia,
Claudia viveva su un magazzino e perciò adesso noi con il vostro aiuto, come ripeto, tenteremo di rimetterla in piedi. Poi dovrà vedersela lei, perché noi arriveremo fin là. Ci sarà l'aiuto anche dei servizi sociali. Allora Claudia, cosa vuoi dire a questa grande famiglia di Rete Veneta che sta tentando veramente di farti capire quanto importante è l'aiuto e lei te lo sta dando? Allora, tanto per cominciare, io di questa grande famiglia conosco solo te, Mirella, e ti sarò riconoscente per sempre perché hai fatto tanto, ma tanto per me. Non è questione di riconoscenza, Claudia, è che noi dobbiamo cercare di far capire che se una persona tocca il fondo, però quando la guardi negli occhi e capisci che la puoi recuperare, va recuperata. Io ti ho seguito, ho cercato di fare anche un percorso con te e ho capito che ce la stavi veramente mettendo tutta per riuscire a uscire da questo tunnel o da questo pozzo che non riuscivi a risalire. E grazie, ripeto, a questa grande famiglia e anche, dobbiamo dire, anche al direttore generale Francesco Benazzi, che è intervenuto in trasmissione quando sei venuta da noi ai Veneti Schiacciati telefonicamente e ha detto che ti sarebbe stato vicino, e questo è stato molto importante perché eri veramente a pezzi. Allora, come ti senti adesso, Claudia? Sono stata un mese ricoverata e avevo una brutta depressione. Adesso sto meglio e poi con te, Mirella, che mi hai aiutato moltissimo. Finalmente avrò il mio appartamento dove potrò ricominciare, diciamo, a vivere. E questo è un inizio di buon anno per me. Claudia è anche senza denti, perciò dobbiamo riuscire anche a fare questo perché è ancora giovane, è giusto che anche lei abbia la sua dignità e anche la sua salute, perché mangiare bene è molto importante. Pensate come trovo io queste donne veramente a pezzi, avete sentito, non finiremo mai di dire che queste donne vanno aiutate, noi ce la stiamo veramente mettendo tutta. Allora Claudia, questo è l'assegno della grande famiglia, perché le spese adesso sono tante, perché devi rimetterti in pista e non hai niente, e perciò noi crediamo in te, speriamo, noi ce la mettiamo tutta. Tu ti rimboccherai le maniche e poi vedremo dove arriveremo. Cosa vuoi dire per salutare questa grande famiglia? Che non finirò mai di ringraziarti, Mirella. Veramente no, dirti grazie è poco, non trovo le parole giuste, ma non finirò mai di ringraziarti. Sei stata l'unica persona che mi ha aperto un portone, posso dire, perché io ho chiesto aiuto a tante persone, ma nessuno ha mai fatto niente per me. Sei stata l'unica. Allora, non sono io, è tutta la grande famiglia, è logico che Claudia si rivolge a me perché conosce solo me, però è un ringraziamento proprio rivolto a voi. Se sentite questa pronuncia di Claudia un po' particolare, perché Claudia è di origini francesi, è nata in Francia da una parte di genitori, diciamo, ma è praticamente da piccola è arrivata in Italia ed è sempre vissuta in Italia. Perciò noi ti diciamo un in bocca al lupo, vieni qua che ti do un grande abbraccio e vedrai che ce la faremo.